E direi che siamo in live, perdonate il lievissimo ritardo, ma bentornati su Parresia. Dunque, oggi concludiamo la fine di un altro ciclo che avevamo iniziato qualche mesetto fa sulle guerre d'Italia, queste grandi sconosciute, queste grandi, diciamo, anzi, questo grande periodo di guerre che però, ecco, come è giusto dire, non è che siano così tanto trattate, scusami Alessandro, attenzione al microfono, non è che siano così tanto trattate, dicevo, all'interno comunque del panorama magari scolastico o devo dire pure universitario, nel senso che dipende ovviamente perché sono molto complicate. Se la scorsa volta, diciamo, abbiamo fatto una, posso dire, lunga premessa, ecco, molto quattrocentesca, perché comunque bisognava un po' spiegare gli schieramenti, come si è arrivati alla pace di Lodi e come quell'equilibrio poi si è infranto facendo scaturire effettivamente queste guerre. Ora arriviamo invece alla ciccia, cioè al fatto che queste guerre iniziano ad essere sempre più internazionalizzate. C'è di mezzo l'impero di Carlo V, c'è di mezzo la Francia di Francesco I di Valois e ovviamente lo scontro tra questi due enormi stati, senza ovviamente considerare la Spagna che per un grosso periodo è all'interno comunque dei domini di Carlo V e che poi saranno sotto l'egida del figlio Filippo II d'Asburgo. Con chi ne parliamo? Ovviamente con Alessandro Lobartolo, che se ci fa il piacere di non fare troppi movimenti, specialmente con il microfono, è meglio perché ce l'ho tutti in cuffia e mi hanno praticamente fatto esplodere la testa. Ma questo mio problema è del mio autismo, Alessandro. Quindi, ho delle tue cuffie. No, è del mio autismo, ti assicuro che è il mio autismo. Le mie cuffie stanno bene. Allora, quindi ne parliamo a questo punto con te. Ho detto bene fino adesso, perché allora per me questo è un argomento sinceramente molto caro, non come la guerra dei 30 anni, però particolarmente caro, specialmente perché, ripeto, a scuola viene fatto molto poco, se non proprio qualche accenno, e specialmente quando si tratta, parlo dei licei, specialmente di quella parte tra terza e quarta superiore, no? In cui bisogna effettivamente spiegarle, si cerca, diciamo, di fare molti riassuntini completamente inutili, specialmente quando devi poi fare un raffronto con tutta la letteratura invece italiana che si produce proprio in quel periodo. E quindi ecco, forse sarebbe il caso, ecco, riprendere un po' cosa è successo, anche perché poi determinati autori pure che si studiano durante quegli anni agiscono proprio invece durante le guerre dei 30 anni, uno su tutti Machiavelli, ma ovviamente Guicciardini e altri, a tantissimi altri artisti, insomma, in poche parole, una enorme serie di guerre che ha veramente cambiato il volto in primis dell'Italia, ma anche in realtà del mondo conosciuto, specialmente perché portò poi completamente l'asse del potere verso gli Asburgo, e specialmente gli Asburgo di Spagna. Detto questo, io mi taccio, ovviamente magari interverrò nel mezzo, agevolo le tue slide, vado direttamente qui, direi, e ti lascio a te la parola. Dove ci eravamo fermati? Al 1516. Grazie Luca, grazie a tutte le persone appunto che si sono connesse. E sì, io ho pensato di iniziare questa seconda parte facendo, come da prassi, un riassunto delle puntate precedenti. Ovviamente andiamo a cercare di capire dove ci eravamo fermati. E quindi ho ripreso l'ultima o penultima slide della scorsa volta, in cui appunto vediamo due rappresentazioni artistiche, non a caso di matrice medicea, che mostrano quello che è un po' l'evento conclusivo della prima fase di quella che abbiamo insomma ritagliato come prima fase delle guerre d'Italia, ovvero sia da un lato parto dal momento diciamo successivo, l'accordo di Papa Leone X con Francesco I, che è un accordo di natura politica ma anche di politica religiosa. Appunto dicevamo, il Concordato di Bologna stabilisce quelli che saranno i rapporti tra monarchia francese e papato per i secoli a venire, saranno rimessi in discussione, si spingerà più su un aspetto, più su un altro, ma insomma, bene o male il concordato è quello che
diciamo, farà fede per i rapporti tra questi due mondi e sancirà quindi anche quella sorta di autonomia molto ampia lasciata appunto ai re francesi nella gestione della Chiesa nazionale. E andando avanti appunto in questa puntata vedremo che le questioni religiose sono marginali rispetto allo scontro della guerra d'Italia, ma sono centrali per quello che diciamo avviene in Europa, per gli equilibri che si vanno poi a stabilire nel corso delle guerre d'Italia in contemporanea. Dall'altro lato, invece, la pace di Noyon, siglata tra Carlo I di Spagna, Carlo di Gand, sempre Carlo d'Asburgo, ma al tempo re di Spagna, appunto dicevamo erede della corona di Castiglia, delle corone di Aragona, appunto c'era stata tutta un'operazione per mettere da parte la madre di Carlo, Giovanna, facendola passare appunto per pazza, sulla base dei segni di squilibrio, ma anche molto enfatizzati, che aveva dato dopo la morte del marito Filippo il Bello, e Francesco I, appunto, ancora il protagonista di questa seconda fase delle guerre d'Italia, perché abbiamo visto nella prima parte si sono succeduti due re francesi, Carlo VIII che fondamentalmente dà il via alle danze e Luigi XII che si trova a prima conquistare e poi perdere i territori nel Regno di Napoli e il Ducato di Milano. La pace di Noyon sancisce sostanzialmente l'equilibrio raggiunto subito dopo la presa del potere da parte di Francesco I e di Carlo in Spagna, ovvero sia un Regno di Napoli saldamente nelle mani dell'Asburgo di Spagna e un Ducato di Milano tornato nelle mani di Francesco I e quindi della Francia. Appunto Francesco che aveva vinto la battaglia di Marignano scacciando gli svizzeri e con loro gli Sforza che erano stati reinsediati a Milano. Detto questo, questa fase diciamo centrale, appunto la ciccia, come diceva Luca, delle guerre d'Italia avviene sulla scorta di un cambiamento nella posizione di uno di questi due protagonisti, ovvero sia della trasformazione di Carlo I d'Asburgo, re di Spagna, in Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero. E possiamo cambiare slide, appunto se vi ricordate nella prima parte io avevo iniziato questa chiacchierata con una carta geografica, era la carta d'Italia fatta produrre da Carlo VIII nell'ottica di invadere l'Italia, era una carta sostanzialmente fisica d'Italia dove si enfatizzavano le strade, i punti di passaggio, c'era ovviamente dietro un disegno ideologico, la carta appunto era presentata come una carta delle strade percorse da tutti i grandi personaggi dell'antichità che avevano valicato le Alpi per recarsi in Italia, ma era una carta appunto che aveva uno scopo ben preciso, ovvero sia quello di guidare un'invasione. Questa seconda carta invece è di natura completamente diversa. È una carta allegorica che rappresenta l'Europa regina, è una carta d'Europa, Europa però figurata appunto come una donna con in mano gli attributi della sovranità imperiale, è una carta del 1534 dedicata appunto, come si vede, a Ferdinando d'Asburgo. Ferdinando che è il fratello di Carlo V e che in quel momento ha il titolo di re dei Romani, titolo che prepara solitamente all'ascesa al trono imperiale, re d'Ungheria, re di Boemia e così via. Bene, questa carta è dedicata a Ferdinando, è accompagnata da una lamentazione dell'Europa dedicata anche a Carlo V e sostanzialmente palesa quello che è il progetto imperiale per come si viene delineando a partire dagli anni '20. Un'Europa appunto regina del mondo, dove ovviamente ci sono tutti i vari regni, tutte le varie comunità di questa terra, ma tutte sostanzialmente tributarie
di quella che è la potenza universale, ovvero sia la potenza imperiale, che dovrebbe dar vita a una monarchia universale e pacificatrice appunto in Europa. E se cambiamo slide, appunto, vediamo come effettivamente l'impero si trovasse proprio nel cuore d'Europa. Questo è un piccolo ripassino appunto a partire dalla storia medievale. L'impero cos'è? È questo enorme mostro geopolitico costituito da un insieme fittissimo di signorie, stati territoriali, città libere, ducati, regni, tutti però accomunati dalla dipendenza dal potere imperiale, dall'imperatore. Imperatore, Sacro Romano Imperatore, erede fin dai tempi di Carlo Magno del titolo imperiale d'Occidente, e quindi di un titolo che legittima colui che lo porta a candidarsi alla monarchia universale. Quindi un impero che ha dei confini, che ha dei territori su cui incide, ma che di fatto ha però un'aspirazione che va ben al di là di questi confini. L'impero è diciamo un organismo politico in cui il titolare del titolo viene eletto appunto da 7 grandi elettori, 3 ecclesiastici, i vescovi di Magonza, di Colonia e di Treviri, e 4 appunto principi laici, il margravio del Brandeburgo, il conte elettore della Renania-Palatinato, il duca di Sassonia e il re di Boemia. Quindi un organismo che si regge sicuramente su quell'area tedesca, germanica nel cuore d'Europa, e che ha un'aspirazione universale. Il quale appunto organismo politico, se andiamo avanti con le slide, qui si vede un po' male, nella prossima slide si vede meglio, ha una penetrazione abbastanza diciamo profonda nella penisola italiana. Il Regno d'Italia, che fa parte del Sacro Romano Impero, appunto racchiude in sé la Repubblica di Firenze, la Repubblica di Pisa, in questo caso qui è una carta appunto quattrocentesca, la Repubblica di Lucca, la Repubblica di Siena, i Ducati Padani, il Ducato di Milano, eccetera, eccetera, Genova, esclusa ovviamente la Repubblica di Venezia, poiché Venezia in realtà è uno dei pochissimi casi d'Europa di potere sovrano che esula completamente dal contesto imperiale. Questo per la storia che viene ricostruita nel corso del Medioevo da parte appunto dei veneziani, e che si ferma fondamentalmente al confine con lo Stato della Chiesa, appunto uno Stato che ha una paritaria aspirazione universale, sebbene sia dotato ovviamente di una potenza, come si può dire, effettiva e territoriale ben minore rispetto a quello che è il Sacro Romano Impero. Cos'è? Quindi chi si trova a essere imperatore deve prima di tutto mettere d'accordo tutti i titolari di signorie e di poteri pubblici all'interno di questo grande organismo e esercita una sorta di superiorità più o meno riconosciuta in base ai rapporti di forza del momento, ma una superiorità che effettivamente può sempre candidarsi a rivendicare nei casi specifici. Cosa significa? Significa che teoricamente per qualsiasi suddito all'interno dei territori imperiali è sempre possibile rivolgersi all'imperatore per chiedere giustizia. Questa è una situazione che, diciamo, nasce fin dai tempi appunto della Restauratio Imperi di Carlo Magno, che poi affronta vicende altalenanti nel corso del Medioevo, come sappiamo. Vi ricordate Federico I che viene in Italia e prova a diciamo far valere effettivamente i diritti imperiali, i comuni dell'Italia centro-settentrionale che riescono invece a emanciparsi di fatto dal potere imperiale, pur riconoscendolo formalmente, tutta l'epopea di Federico II, che si trova a essere anche
re di Sicilia per l'ascendenza normanna, poi una sorta di fase calante nel 300 e poi dicevamo nel corso del 400 con l'ascesa della famiglia Asburgo, appunto una famiglia che ha la sua base territoriale nei territori austriaci, un potere che si riprende appunto e man mano che passa il tempo acquisisce una dimensione sempre più ambiziosa dal punto di vista politico e territoriale. Veniamo quindi a quello che è poi, come si può dire, il distillato della politica matrimoniale degli Asburgo d'Austria, ovvero sia Carlo V. Carlo, che dicevamo, è re di Spagna e che si troverà a essere imperatore in virtù della sua ascendenza, appunto da un lato dai re di Spagna, come figlio di Giovanna la Pazza, e dall'altro erede dei territori asburgici, ma anche dei territori borgognoni, appunto riuniti ai domini familiari da Massimiliano d'Asburgo grazie al matrimonio con la figlia di Carlo il Temerario, ultimo duca di Borgogna. Quindi un'eredità sconfinata, quella di Carlo V, che fondamentalmente, se andiamo avanti con la slide, si vede bene plasticamente dalla mappa, nel momento in cui Carlo si trova a riunire in sé tutte queste eredità, va a coprire gran parte del territorio europeo. Quindi quella carta che abbiamo visto all'inizio, quella Europa regina, nel caso di Carlo V è particolarmente calzante perché ci troviamo in un momento in cui non solo l'imperatore detiene il titolo imperiale, quindi un potere su un territorio che però si estende idealmente anche all'universo mondo, ma anche un potere effettivo nei domini spagnoli e nei domini appunto nella Boemia, in parte dell'Ungheria, nei domini contesi con la Francia relativi all'età borgognona, che di fatto gli danno un controllo maggioritario su quelli che sono, diciamo, maggioritario sui territori appunto europei. E Carlo V, Carlo di Ganda, a questo punto è un personaggio che cresce respirando veramente quest'area di grandezza, quest'area di ambizione a creare un potere che sia veramente pacificatore della Repubblica Cristiana e idealmente del mondo intero. Non dimentichiamoci infatti che l'eredità spagnola va ben oltre questa mappa. Carlo è l'imperatore sul cui impero non tramonta mai il sole, ma non è un'affermazione, diciamo, non è una metafora, è vero, l'impero di Carlo V contiene sostanzialmente l'intero globo, ci sono i domini americani, dagli anni 20 del 500 ci saranno anche le Filippine, quindi praticamente un dominio sterminato, tant'è che il figlio di Carlo, Filippo appunto, che poi sarà Filippo II di Spagna, userà il motto non sufficit orbis, cioè il mondo non basta neanche più a contenere questa ambizione sconfinata alla monarchia. E Carlo, dicevamo, respira quest'area fin dall'inizio e la respira in un contesto che conosce ambizioni politiche. Alessandro, sì, muoviti poco perché davvero a volte c'è delle botte. Scatta. No, proprio delle botte al microfono che va a finire che allentalo un pochino, quello che c'hai lì. Ecco, grazie. Ok, io pensavo che tenerlo fermo fosse... No, l'importante è che specialmente vicino al tuo computer non muovi troppo i fogli o sfreghi perché appunto dopo si ripercuote tutto sull'audio. Scusate Okay. per questo piccolo inconveniente tecnico. Aspetta, Stavi dicendo? un secondo. Così mi senti meglio? Sì, ti sento uguale, No, perché era rimasto il microfono del Mac. Ah, ecco perché allora c'era questa cosa qua. Sul tavolo si riverberava poi Ecco, ok, forse abbiamo risolto. Abbiamo risolto. A parte l'inconveniente tecnico, torniamo al nostro amico Carlo. Torniamo a Carlo V, che appunto dicevamo non aveva problemi di audio, ma sicuramente è un personaggio che viene costruito fin dalla nascita per adempiere a un destino
più ampio, un destino universale. E questa non è un'esagerazione o una, diciamo, ricostruzione ex post alla luce di quello che Carlo poi farà, ma diciamo è effettivo. Carlo si trova, appunto, nasce a Gand, nei Paesi Bassi, quando è molto piccolo verrà posto sotto la tutela della zia, appunto Margherita d'Austria, che verrà nominata governatrice dei Paesi Bassi dopo la morte del marito, duca di Savoia. Lei si occupa della sua educazione, gli mette a fianco il teologo Adriano di Utrecht, che appunto è un personaggio che ha avuto un'educazione e soprattutto ha una visione cristiana molto, diciamo, molto moderna per certi versi, nel senso che lui cresce in questo ambiente della cosiddetta devozio moderna, appunto, che guarda un cristianesimo molto più essenziale, che guardi dritto a quello che è l'insegnamento di Cristo, ovvero sia portare la pace agli uomini, che si interseca con quello che è appunto questo progetto universale di cui parlavamo. Infatti Carlo V, nel momento in cui si trova a diventare re di Spagna, ma nel momento in cui tutti più o meno capiscono che sarà lui l'erede di Massimiliano, riceve anche in dedica un'opera appunto centrale della cultura europea umanistica, dell'umanesimo cristiano di questo periodo, che è l'Institutio Principis Christiani di Erasmo da Rotterdam, appunto questo progetto di educazione del principe cristiano, il quale è dedicato a Carlo V, ma a Carlo, diciamo ancora, ma che di fatto si rivolge all'ideale precettore di quello che sarà il futuro principe universale nell'ottica anche di Erasmo. E cosa dice l'Institutio Principis Christiani? Cerca appunto di formare il monarca perfetto, ma monarca inteso in senso universale. Non si rivolge come il contemporaneo principe di Machiavelli a un qualsiasi principe che si trovi a ereditare uno stato o a diventare principe nuovo o principe ereditario o principe civile, eccetera, eccetera. No, si rivolge al principe per eccellenza. E cosa deve fare il principe per eccellenza? Deve innanzitutto essere un buon cristiano. E essere un buon cristiano significa perseguire le ragioni della pace e dell'unione pacifica di tutta la Repubblica Cristiana, che, dicevamo, deve idealmente estendersi a tutto il mondo. Quello che molto in teoria e, diciamo, poco in pratica gli spagnoli stavano facendo, portando la parola di Dio nel nuovo mondo e quindi contribuendo all'allargamento appunto di questa Repubblica. Allargamento della Repubblica Cristiana all'intero mondo significa anche, ovviamente, guardare a quelli che sono i nemici di questa Repubblica. In primo luogo, gli islamici del Mediterraneo, l'impero ottomano, che proprio in questi anni continua la sua avanzata nei Balcani, e le potenze barbaresche del Nord Africa, che appunto hanno accolto molti rifugiati dopo la riconquista spagnola, molti moriscos fuggiti dalla penisola iberica, e che iniziano a insediare in maniera sempre più violenta quelle che sono diciamo, i commerci cristiani. Non che i cristiani non facciano la stessa cosa, ovviamente, con gli ottomani e con gli infedeli, ma appunto qui stiamo parlando di ideologia, di propaganda. E in questa visione, ovviamente, l'Italia ha un ruolo di primo piano. Questo non tanto per Erasmo, non tanto per Adriano di Utrecht, quanto per un altro personaggio presente alla corte della zia di Carlo, di Margherita, ovvero sia un nobile italiano piemontese, Mercurino Arborio, appunto del feudo di Gattinara in Piemonte, suddito
del duca di Savoia e quindi del marito della zia di Carlo, che seguirà la sua signora nei Paesi Bassi e che Carlo, una volta diventato re di Spagna, deciderà di fare suo cancelliere generale, gran cancelliere. E qui io ho scelto diciamo, un estratto tra le varie, diciamo, le varie lettere che Mercurino scrive al suo signore, che è abbastanza indicativa di quale fosse l'aria che si respirava alla corte di Carlo, specialmente dopo che Carlo sarà eletto imperatore. Sire, scrive appunto Gattinara, poiché Dio creatore vi ha donato questa grazia di innalzarvi a una dignità superiore a tutti i re e principi cristiani, costituendovi nel più grande imperatore e re che vi sia mai stato fin dalla divisione dell'impero avvenuta nella persona di Carlo Magno, vostro predecessore, e indirizzando voi al dritto cammino della monarchia per ridurre il mondo intero sotto un pastore, è bene che la vostra imperiale e cesarea maestà, con tutto il suo cuore e la sua intenzione, si disponga al servizio, amore e timore di Dio e che in lui sia tutto il vostro fondamento. Quindi Carlo come novello Carlo Magno. Un Carlo Magno per certi versi ancora più potente perché riunisce in sé anche i domini spagnoli e coloniali, che dovrebbe appunto riunire il mondo intero sotto un unico pastore confidando in Dio. E quindi dovrà pregarlo continuamente e di cuore con la devozione che gli spetta. E lo dovrà pregare di volervi ispirare, scrive Mercurino da Gattinara, con la sua grazia e così illuminarvi e guidarvi affinché nel governo che gli è piaciuto donarvi voi possiate esercitarlo così bene e rendere tal buon conto che sia al servizio della sua divina maestà, esaltazione della santa fede cattolica e incremento di tutta la Repubblica cristiana, insieme alla guida e alla salvaguardia della Santa Sede Apostolica per pervenire al bene della pace universale, che non si può ottenere senza la monarchia, alla quale nel servizio di Dio potrete facilmente pervenire e prosperare in tutte le cose. Sembra di leggere Dante. Infatti Mercurino da Gattinara è uno dei grandi estimatori e lettori non tanto della Divina Commedia, che sicuramente aveva presente, quanto del Trattato della Monarchia di Dante. Quell'opera appunto in cui Dante si fa politologo e teologo politico e ragiona di come effettivamente il mondo, quando loro parlano di mondo che è destinato naturalmente a diventare cristiano, sarà governato in pace soltanto quando ci sarà un imperatore giusto. E questo è come Carlo V viene dipinto fin dagli albori del suo potere. E guardate, questo è un progetto che continua. Questa è un'altra famosa lettera sempre di Gattinara, in cui appunto Gattinara aggiunge al progetto di pace universale, che è un progetto generale, una specifica. Per Gattinara il principale rimedio e il più efficace fondamento dell'impero appunto è in Italia, quella che Dante appunto aveva chiamato il giardino dell'impero. In Italia e ovviamente in Dio, e quindi Carlo dovrà mirare a ciò che compete al suo servizio e al bene della cristianità. Ancora pace universale, armi contro gli infedeli, stavolta si dice esplicitamente estirpare le sette eretiche, questa è una lettera del 1525, siamo negli anni della guerra dei contadini e quindi in un momento in cui la riforma è ormai esplosa, e appunto esaltare la fede cattolica. Il tutto sempre affinché Sua Maestà possa compiere desideri così santi e ridurre l'universo alla sua santa fede cattolica. Quindi ci sono tantissimi elementi che entrano in gioco. Da un lato appunto l'aspirazione di potenza, che è quella che possiamo chiamare la realpolitik, che sta dietro all'azione di Carlo, che però è sempre innervata e sempre mossa da questo ideale più alto, appunto, di creare una monarchia universale. E ovviamente in questo contesto, in cui un principe si candida a diventare veramente il monarca universale, non può che
sorgere una nemesi, e questa nemesi è ovviamente Francesco I. Francesco I, che dicevamo, è diventato re di Francia nel 1515 con tutte le intenzioni di restaurare la grandezza della Francia e riportarla ovviamente in Italia. È un coetaneo di Carlo, a 6 anni di più. Tra l'altro Francesco nasce proprio nel 1494, quindi nell'anno appunto in cui scoccano per la prima volta le guerre d'Italia, quindi anche lui molto giovane, è un pochino più grande di Carlo, ha riconquistato Milano sorprendendo tutti, e ovviamente questa cosa non gli basta. Idealmente Francesco vorrebbe anche rivendicare di nuovo l'eredità su Napoli. Tuttavia, dicevamo, con la pace di Noyon, Francesco si ferma a Milano e inizia a ricostruire quello che è il dominio francese. Cos'è che fa scattare appunto lo scontro? È ovviamente quello che dicevamo all'inizio in premessa, la meccanica con cui si elegge il nuovo imperatore. Nel 1519 Massimiliano d'Asburgo, che già sta preparando la sua successione, si libera il posto da imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, e stavolta però la successione non va assolutamente de plano come era accaduto altre volte in passato. O meglio, nella contesa non entrano soltanto possibili aspiranti provenienti dal mondo, appunto dall'area tedesca, ma a Carlo d'Asburgo si contrappone lo stesso Francesco I. Questo già ci dice molto dell'ambizione di Francesco I. Immaginatevi un re di Francia, appunto, di rimpettaio, tipicamente nemico del mondo appunto tedesco per il controllo di quell'area di confine che ancora oggi rappresenta il cuore delle istituzioni europee, i Paesi Bassi, la Borgogna, la Franca Contea, la Lorena, l'Alsazia, nomi che diciamo suoneranno a tutti e a tutte molto familiari. Ebbene, un re francese decide di candidarsi al trono imperiale e inizia a piazzare tutte le pedine. Cosa fa Francesco nel momento in cui si apre questa possibilità? Intanto cerca una sponda col Papa, con l'altro potere universale. E gli viene abbastanza facile, nel senso che il Papa, abbiamo detto in quel momento, è Leone X, che ha già stipulato il Concordato di Bologna, che è interessato a mantenere un equilibrio di forze in Italia tra francesi e spagnoli, perché lo Stato della Chiesa si trova nel mezzo tra Milano e Napoli. Leone X, che è un Medici, quindi un fiorentino, e quindi strutturalmente un filo francese, perché Firenze, l'economia di Firenze si regge in gran parte a questa altezza di tempo sui rapporti commerciali con la Francia, sullo sbocco di Lione, sulla possibilità appunto di passare da quelle fiere per svolgere affari in tutta Europa. Poi anche una tradizione antica, i francesi tipicamente sono i guelfi, Firenze è una città guelfa, i Medici ottengono la possibilità di mettere i gigli francesi nello stemma negli anni 60 del 400 non a caso. Ebbene, Leone X, diciamo che inizialmente è titubante, inizialmente lui propone addirittura un terzo candidato copertamente, ovvero sia un attore che finora non abbiamo mai citato, ma è Enrico VIII d'Inghilterra, che è anche qui abbastanza strano, bizzarro che si candidi un re inglese al soglio imperiale. Leone X poi a un certo punto si convince a sostenere la candidatura di Francesco. Francesco inizia a pagare, questo l'aveva scritto già Massimiliano I a Carlo prima di morire. Com'è che si diventa imperatori? Con i soldi. Bisogna convincere ogni elettore, pagare ogni elettore affinché
dia il suo voto a proprio favore. E Francesco I spende molto in questa elezione, paga, ma non ha certamente le possibilità finanziarie che Carlo riesce a mettere insieme grazie all'alleanza con quelle che sono le grandi famiglie diciamo, dell'economia finanziaria globale, in particolare con i Fugger di Augusta, poi anche con i Welser, anche con alcuni finanziatori diciamo italiani, esterni a questo circuito, ma sostanzialmente con i Fugger, i quali prestano a Carlo una quantità spropositata di denaro e lo fanno perché Carlo può garantire loro il rientro delle somme. Come? In quanto re di Spagna, ovviamente. Ha un impero sconfinato, vergine, ancora tutto da spremere, ancora si tratta di una colonizzazione che si limita ai Caraibi, proprio diciamo in questi anni inizierà l'esplorazione della terraferma e Cortés si dirigerà verso il Messico. E in più Carlo è anche erede dei domini familiari degli Asburgo, quindi della contea del Tirolo, dove ci sono delle importantissime miniere d'argento, il cui appalto va a finire proprio nelle mani di Jacob Fugger. E questo permette così a Carlo di vincere l'elezione imperiale. Questa è un po' qualcosa che i più attenti osservatori della politica internazionale in realtà si aspettavano. Era veramente difficile che Francesco riuscisse a spuntarla. A un certo punto, sfruttando il fatto che nel 1517 un tal Martin Lutero aveva affisso delle perniciose tesi a una cattedrale, si era ventilato. Attento, guarda, su questa sì, cosa è però una leggenda, sì. è una leggenda, io questa cosa non mi stanco mai di dirla, questa è una leggenda fomentata e creata ad hoc oltretutto da Melantone, lui non ha assolutamente appeso niente, era una pratica che si faceva specialmente nelle università e che poi effettivamente, diciamo, l'unica fonte che noi abbiamo certa di questa cosa è del 1524, dello stesso Melantone, che però in quegli anni, negli anni in cui effettivamente si suppone avesse affisso le tesi Martin Lutero, cioè nel 17 in realtà Melantone era ad Heidelberg, quindi all'università. Quindi è qualcosa che era fondamentalmente infattibile. E poi nel tempo questa diceria è prosperata fino poi ai giorni nostri, ancora si ripete questa cosa che banalmente non è esatta e fortunatamente molti storici poi l'hanno anche smentita. Meno male. Sì, no, è ovviamente una pratica controversistica tipica del funzionamento universitario. Però ma anche perché Lutero stesso fu è un professore professore universitario, quindi certo. E si dice sempre, no? All'inizio nessuno presta troppa attenzione a questo frate, infatti alla fine inizialmente, a questo monaco, scusate, agostiniano, infatti inizialmente Lutero è abbastanza tranquillo fino al 1520, però è chiaro che inizia a sorgere una contestazione rispetto a un potere universale, o meglio, più che una contestazione, un tentativo di contrastarne le politiche, ancora in questa fase, e a un certo punto si offre addirittura al duca di Sassonia di candidarsi all'elezione imperiale, perché poi si capisce che un francese non ce la può fare. Ma tra l'altro mi pare di ricordare che il duca di Sassonia era anche il protettore, oltretutto. Sì, certo. Quindi era una questione, era Federico il Savio. Diciamo che era un po' delicata la situazione. Molto, no, è chiaro. Qui sì, diciamo, sono snodi che hanno a che fare con le guerre d'Italia, sono passaggi senza i quali le guerre d'Italia sarebbero incomprensibili, ma in realtà sono passaggi della storia moderna europea, cioè sono centrali per quelli che saranno poi gli sviluppi successivi, e tutti però sono concomitanti nel poi dar vita all'esito, che è quello di portare Carlo V sul trono imperiale.
Carlo diventa imperatore, Mercurino da Gattinara, abbiamo visto, scrive queste lettere in cui dice tu devi diventare il nuovo monarca universale, e Francesco rimane fondamentalmente tagliato fuori, anche perché Leone X è un Medici, è un politico bravissimo, è figlio di Lorenzo il Magnifico, è molto più bravo dei suoi fratelli a fare politica, e infatti diventa papa. E Leone X non solo diventa papa, ma poi mette suo cugino cardinale certo, a Firenze, certo, che poi diventerà papa, con certo. tutte ovviamente le sfighe del caso, e lo vedremo. Esatto. Sì, Leone X fa questa carriera. Leone X fondamentalmente è l'ancora di salvezza dei Medici. I Medici vengono cacciati da Firenze con Savonarola, l'abbiamo visto la scorsa volta. Leone X attende, è ancora cardinale, il cardinale Giovanni a Roma, attende, poi convince Giulio II a portare gli spagnoli a Firenze, saccheggiano Prato, rientra a Firenze, i Medici tornano al potere e lui diventa papa. Prima cosa che fa, arcivescovo di Firenze il cugino, che viene nominato pure cardinale, cugino Giulio. E Leone X fa un accordo già nel 1519 con Carlo. Fa un accordo in cui riconoscerà appunto la sua elezione, in cui alla fine accetta lo stato di cose che si è prodotto in Italia, e Carlo in cambio promette già una speciale protezione per la famiglia Medici, quindi appunto politiche del Papa, politiche di famiglia, politiche dinastiche anche. E Francesco I appunto si trova quindi a perdere un ulteriore alleato. È qui che diciamo ha inizio veramente la seconda fase delle guerre d'Italia, questa fase diciamo più violenta. Nel 1521 l'accordo segreto tra Carlo V e Leone X diventa praticamente palese, si stabilisce un vero e proprio trattato. Leone X riconosce quelle che sono le legittime aspirazioni dell'imperatore, ovvero sia ristabilire quelle che sono le prerogative dell'impero, non solo a livello universale, o meglio, non tanto a livello universale, quanto anche a livello fattuale, pratico. Abbiamo visto, il Sacro Romano Impero è un grande potpourri di terre che include il Regno d'Italia, e per Carlo V l'Italia appunto è un coacervo di poteri o abusivi o comunque illegittimi, o che non riconoscono abbastanza la sua superiorità. E soprattutto appunto abbiamo questo re di Francia che si è impadronito del Ducato di Milano in maniera, a suo dire, a dire di Carlo ovviamente, arbitraria e violenta, poggiando su rivendicazioni dinastiche che secondo Carlo non stanno né in cielo né in terra, perché gli Sforza avevano ricevuto l'investitura imperiale sul Ducato. Quindi i re di Francia non avrebbero potuto, nonostante discendessero dai Visconti, rivendicare alcunché. E allora Carlo, per ottenere questa sanzione da parte del Papa, abbiamo visto Mercurino a Gattinara dice sì, diventerai il monarca universale, ma mi raccomando, proteggi la Santa Sede, alleati, stai con la Santa Sede, l'altro grande potere universale. In poche parole, come direbbe Guzzanti, ricordati degli amici. Esatto. Ricordati degli amici. E Carlo V se ne ricorda perché concede al papato Parma e Piacenza. Dice sì, io tornerò in possesso di Milano, ma darò Parma e Piacenza appunto allo Stato della Chiesa. E ancora politica dinastica, proteggerò la famiglia Medici e intanto fornirò delle pensioni molto ricche al cugino del Papa e un titolo ducale a uno dei nipoti del Papa. È in questo momento che Alessandro de' Medici, appunto colui che diventerà il primo duca della Repubblica di Firenze, ottiene il titolo di duca di Penne, cioè non proprio in questo momento, è qualche mese dopo questo accordo, l'anno successivo, ma fondamentalmente la sua investitura a un ducato nel Regno di Napoli avviene proprio grazie a questo trattato fra Papa e Imperatore che in teoria decide le sorti europee.
e la guerra, diciamo, non esita a esplodere. Francesco I decide di insidiare inizialmente i possedimenti di Carlo in 2 punti nevralgici, fuori d'Italia, nei Paesi Bassi, in Borgogna e in Navarra. Perché se vi ricordate, una delle acquisizioni fatta, in questo caso da Ferdinando il Cattolico, come re di Spagna, durante le fasi iniziali delle guerre d'Italia, era stata la conquista della parte del versante spagnolo del Regno di Navarra. Il Regno di Navarra è questo regno che sta a cavallo dei Pirenei, no? E il re di Francia, Francesco I, attacca anche la Navarra. E anche qui, cioè, com'è che queste guerre d'Italia stanno al centro di tutta la storia europea? Qui ho messo un affresco dalla chiesa di Sant'Ignazio di Roma che mostra un episodio della vita di Sant'Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, il quale era proprio un soldato spagnolo che combatté durante l'assedio di Pamplona del 1521. Questo, diciamo, poi alla fine è piuttosto irrilevante la vicenda, no, dico, di Ignazio sullo sviluppo delle guerre d'Italia, però per capire come in tutto questo stia una figura che invece è determinante per la storia globale, possiamo dire. La Compagnia di Gesù. Sì. No, assolutamente sì. Guarda, 2 commenti a latere. Numero 1, in questo affresco praticamente c'è il topos di Ignazio Loyola come Novello San Paolo, se vediamo un attimo l'episodio anche biblico, cioè proprio si vede perfettamente questo. Numero 2, sì, era un soldato, tant'è che gli stessi gesuiti furono organizzati proprio come, diciamo, una gerarchia militare. Questo non significa che andavano materialmente a combattere come un ordine monastico cavalleresco, più che altro perché avevano al di sopra di tutti un generale proprio, e ce l'hanno ancora tutt'oggi, dei gesuiti, e poi sotto sotto comunque vari gradi, comunque con riferimenti verso i caratteri, diciamo, cavalleresco militare. Quindi ecco, questa cosa qua è importantissima. Erano principalmente sottoposti ovviamente al Papa, e questo però lo si vedrà qualche anno dopo, e specialmente diciamo che la loro principale, diciamo, il loro principale scopo, il loro principale compito, il loro principale fine era proprio la conversione verso il cattolicesimo di tantissime popolazioni e evitare appunto che incorressero in qualche modo nell'eresia. Quindi non solo principalmente in Europa, cosa che però riuscì anche non così semplice, ovviamente, per la grande spaccatura che poi la riforma protestante effettivamente creò, ma ovviamente nei territori d'oltremare, in Asia. Vuoi il Giappone, vuoi l'India, vuoi le Americhe, lì effettivamente era il cuore effettivamente del loro potere di in qualche modo far vertere più verso il cattolicesimo queste popolazioni, appena oltretutto scoperte e principalmente pagane. Ecco, prego Alessandro, scusami la divagazione. No, ma è giustissimo, no? È proprio per dire come guarda proprio i casi della storia, come in realtà in questo sia proprio un momento di, diciamo, non lo so, una sorta di momento chiave, di svolta dell'intera storia europea, poi di fatto, questo periodo in generale in cui si svolgono le guerre d'Italia. E quindi, appunto, tornando allo scontro, Carlo e Francesco iniziano a combattere in Europa, iniziano a combattere per questioni territoriali che riguardano appunto territori esterni all'Italia, ma Carlo, dopo essersi accordato col Papa, decide di entrare nella penisola e dirigersi verso quello che è il suo vero obiettivo, ovvero sia Milano. Milano è ovviamente un ducato, quindi c'è la questione di legittimità, ma Milano è anche
strategicamente un territorio a cui l'imperatore non può rinunciare. È il territorio che unisce fondamentalmente i domini di Carlo. Da un lato si passa le Alpi e si va verso i domini borgognoni e verso l'impero, dall'altro si può andare a Genova, si può andare a Nizza, si può da lì poi proseguire verso i domini spagnoli. Milano sarà la chiave, il cuore dell'impero spagnolo ai tempi di Filippo II e pour raison, perché appunto logisticamente è un territorio chiave, e questo lo riconosce anche Francesco I. Anche Francesco I non vuole rinunciare assolutamente a Milano. Milano è la chiave d'Italia e la chiave d'Europa nell'ottica di questi sovrani. È da lì che si passa per controllare le vie, per controllare i mercati e per spostare le truppe, oltre a essere un territorio estremamente ricco, e anche questo fa la sua ovviamente parte. Milano ha un'arcidiocesi che praticamente ha per suffraganee tutte le diocesi del nord Italia, quindi è anche un potentato ecclesiastico di primo livello, quindi è una preda ambitissima. E Carlo, nonostante la pace di Noyon, che lui obiettivamente ha siglato non come imperatore ma come re di Spagna, attacca il ducato e riesce con la battaglia della Bicocca, appunto vicino Milano, a scacciare i francesi e quindi a poter infeudare qualche anno dopo il ducato a quello che ai suoi occhi è il legittimo titolare, ovvero sia l'ultimo degli Sforza, Francesco, in questo caso appunto secondo. Il re di Francia non si dà chiaramente per vinto, riforma un esercito, decide di attaccare direttamente su Milano, ed è qui che avviene la disfatta. Francesco I, ironia della sorte, il 24 febbraio, giorno del compleanno di Carlo V, del suo 25esimo compleanno, il 24 febbraio del 1525, lascia l'esercito accampato nella piana di fianco alle mura di Pavia e viene sostanzialmente attaccato e sconfitto duramente dall'esercito imperiale, finendo per essere addirittura catturato personalmente. Qui appunto nella slide successiva ho scelto un arazzo dove appunto si raffigura proprio il momento della cattura di Francesco, con la guardia reale, viene circondato, ovviamente sono battaglie fra gentiluomini, qui stiamo parlando di un re che viene trovato sul campo di battaglia, viene invitato ovviamente con tutti gli onori a seguire il vincitore, e Francesco in quel momento viene sostanzialmente sequestrato e condotto in Spagna nelle mani di Carlo V. È una prigionia dorata. Carlo V diciamo ci terrà sempre a ribadire che lui, quando ha catturato Francesco, nonostante gli attacchi in Borgogna, nonostante gli attacchi in Navarra, nonostante l'usurpazione di Milano, senza voler accettare che Milano dovesse essere infeudata dall'imperatore, lui comunque l'ha sempre trattato da pari, come un re. E a Madrid lo tratta bene, lo fa stare nel suo palazzo, però qui lo costringe a firmare un trattato, a cui firma arriverà praticamente un anno dopo la battaglia di Pavia, nel gennaio del 1526, nel quale appunto Francesco I sigla la rinuncia a tutte le pretese territoriali della Francia. Niente più Milano, niente più Napoli, niente più Borgogna, niente più Navarra. Il re di Francia è stato sconfitto, si è comportato da cattivo vassallo in diverse occasioni, non ha rispettato la supremazia del potere universale e quindi rinuncia, riconosce, si scusa e cede i territori contesi. Se posso aggiungere
qualche cosa un attimo, Alessandro? Certo, sì, A parte che, volentieri. vabbè, questa battaglia fu preceduta in realtà dalla battaglia della Bicocca, che fu comunque un'altra Sì, quella sconfitta di qualche enorme. anno prima, certo. Esatto, però per quanto riguarda Pavia, dunque, e per quanto riguarda il Trattato di Madrid, ecco, forse sarebbe il caso di sottolineare ancora di più, proprio per quello che succederà dopo, il fatto che proprio da prigioniero lui firmò con Certo, Francesco no, I questo trattato, infatti, e il fatto che sì, è una prigione dorata, ma è pur sempre una prigione, e quindi questo è un trattato estorto a un sovrano prigioniero di un altro sovrano. certo, Questo sì, sarà sì. poi la, diciamo, la molla che farà scattare Francesco I, fondamentalmente stracciando questo trattato e tornando comunque in guerra contro Carlo V. Tra l'altro, cosa interessante è che qui c'era anche l'interposizione, oltretutto per Francesco I, di un riscatto che doveva essere pagato, Certo. e che verrà pagato ovviamente, quindi ci sarà il rilascio ufficiale scusate, di Francesco I, cosa che però il Gattinara, di cui abbiamo parlato prima, non è che fosse molto d'accordo. Anzi, lui sperava proprio che Carlo V lo lasciasse fondamentalmente, cioè lasciasse il re di Francia fondamentalmente in catene, tra molte virgolette, sempre dorate, ma pur sempre catene, proprio per estorcere sempre di più potere. Siccome di fatto è l'eminenza grigia, lo stesso Gattinaro, abbiamo detto prima, del potere imperiale di Carlo V, a maggior ragione questo era un'ottima chiave di volta, voglio dire. Ovviamente Carlo V capì invece che la realpolitik in realtà era un'altra, che non si poteva arrivare a sequestrare, capito Trump? Non si può arrivare a sequestrare un presidente e quindi manco ovviamente un monarca in questo caso, quindi lo rilasciò sotto pagamento ovviamente di un forte riscatto, e da lì poi il Trattato di Madrid verrà siglato e successivamente appunto sciolto per effetto appunto della stessa firma da prigioniero di Francesco I. Sì, Prego. infatti Francesco fa due cose, o meglio, Francesco ne fa una e a Parigi se ne fa un'altra. Prima di firmare l'accordo, Francesco fa rogare a un notaio un atto in cui dichiara che tutto ciò che andrà a firmare finché si trova prigioniero sarà firmato sotto costrizione e dunque non valido, perché appunto per il diritto romano l'effettività di un contratto presuppone la libera volontà. E questo è un punto che Francesco I userà, ma c'è qualcosa di ancora più interessante. Il Parlamento di Parigi rifiuta la ratifica del Trattato di Madrid. Ricordiamolo, il Parlamento di Parigi è un tribunale. Sì, esatto, non è... Ecco. esatto. Ricordiamolo sempre, è un Sì, tribunale, quindi ha esattamente. forza di legge in materia di giudizio. Prego. Esatto, sì. È diciamo, un grande tribunale del Regno di Francia. Ci sono tanti parlamenti nel Regno di Francia, sono tutti grandi tribunali d'appello. Questo significa che sono composti da magistrati, diciamo, i maggiori giuristi del Regno, e il Parlamento di Parigi ha questo particolare diritto che è quello di rimostranza. Ovvero sia, quando il re fa un'ordinanza, il Parlamento di Parigi deve emettere questa ordinanza sostanzialmente, ma prima di emetterla può sindacarne il contenuto. Sulla base di cosa? Sulla base della conformità a quelle che proprio in questi anni vanno definendosi come leggi fondamentali del Regno di Francia. Non è una Costituzione, ma è, diciamo, una Costituzione materiale del Regno di Francia, cioè quali sono i pilastri consuetudinari che reggono la monarchia francese? La Lex Salica, non ci può essere una regina donna, ma anche l'inalienabilità dei territori della corona. Per cui cosa dice il Parlamento di Parigi? Francesco I ha alienato i territori col Trattato di Madrid. Questa cosa non è legale, perché il re non può farlo.
E quindi in ogni caso, anche se non fosse stato siglato sotto prigionia, quel trattato non sarebbe valido. Tant'è che appunto gennaio firma del trattato, maggio creazione di una nuova lega anti-asburgica, la Lega di Cognac. E Allora, qui entra in gioco... vai, ti prego. fermo Luca. un attimo perché entra in gioco ovviamente Clemente VII, che ne è uno oltretutto dei principali fautori. C'è una domanda che secondo me è molto interessante nella sua semplicità, cioè chi avrebbe potuto prendere il trono al posto di un Francesco tenuto in prigione. Allora è proprio questo il problema, perché Enrico II non era manco nato, se non ricordo male. No, mi sembra nasca un pochino dopo. Quindi era improbabile. E quindi di conseguenza sta proprio qua quello che dicevamo prima, cioè il fatto che la realpolitik in realtà fosse molto importante anche per l'epoca. Ecco perché Carlo stesso, non tanto per una questione di magnanimità, ma quanto per una questione forse di codice tra monarchici da una parte comunque... e di soldi dall'altra, certo. ovviamente non poteva eliminare completamente un regno così, meglio, un monarca così. No, ma allora i figli erano già nati, erano piccoli, quindi ci sarebbe stata probabilmente la classica reggenza. Una reggenza. La classica reggenza con la madre, Luisa. La madre, esatto. Che tra l'altro sarà, insomma, sarà anche lei protagonista della fase, diciamo, immediatamente successiva, una delle due dame della pace. E infatti a un certo punto c'è anche un'idea di Francesco I di rinunciare alla corona, cioè pur di non firmare, pur di non rimanere appunto pedina nelle mani dell'imperatore, si pensa anche di fargli abdicare la corona, di modo che appunto il re di Francia continui a rimanere in Francia a quel punto. Però alla fine Francesco firma con questo escamotage, un po' tutti diciamo, io penso si aspettassero che non avrebbe facilmente rinunciato a quello che riteneva fosse suo di diritto. Infatti, appunto, Trattato di Madrid viene stracciato, Carlo se la legherà al dito, anche questa, i re di Francia non rispettano la parola data, nonostante vengano trattati con tutti gli onori cavallereschi. E in questo appunto rottura dell'accordo, in questa creazione di una nuova lega, torna protagonista appunto il Papa. Cos'era successo nel frattempo in ambito papale? Leone X muore nel dicembre del 21, quindi subito dopo aver fatto l'accordo con Carlo V. Il cugino Giulio è cardinale, è a Roma, c'è il conclave e pensa che può essere l'occasione buona per continuare questa tradizione medicea e si mostra tutto filo imperiale, sperando che questo lo porterà a diventare papa. L'aria non tira però in quel verso, Carlo V vuole tutto e diciamo nella difficoltà di individuare il candidato giusto, Clemente VII si mostrerà, o meglio si costruirà un'immagine da Pope Maker, ovvero sia da colui che ha fatto sì che i voti si orientassero su Adriano di Utrecht, praticamente l'ultimo papa straniero non italiano fino al Novecento. Adriano di Utrecht, che se vi ricordate era stato il precettore di Carlo V. È un papa che non piace a nessuno a Roma, è un moralista, un intransigente. Tra l'altro è anche un papa che, devo dire, non ha neanche una politica così spropositatamente filo imperiale, cioè è molto molto cauto. È anche un papa che ha una caratteristica graditissima al conclave, ovvero sia muore subito, cioè il suo papato dura poco più di un anno. Adriano VI muore, siamo nel 1523 e Giulio stavolta riesce a far convogliare i voti su di sé. Giulio diventa papa col nome di Clemente VII, quindi ennesimo Medici, cioè secondo Medici sul soglio pontificio. Per Firenze
tutto ciò contribuisce a restringere quella catena che lega ormai indissolubilmente la città ai destini di Roma, e questo appunto tornerà centrale di qui a poco. Ma Clemente VII, che nel ritratto che ce ne offre per esempio Francesco Guicciardini, che per Clemente VII lavorerà praticamente per tutta la seconda fase della sua vita, è un papa che viene considerato universalmente irresoluto, un papa molto timido, che aspetta, non prende mai le decisioni. E Clemente VII, nell'incertezza del momento, alla fine prende la decisione fatale, ovvero sia allearsi con Francesco I, rientrato in Francia, nell'ottica di contrastare il potere asburgico ormai debordante in Italia. Quindi si fa promotore di questa Lega di Cognac, che riunisce un po' tutti i vari oppositori diciamo dell'Asburgo, perfino Enrico VIII, che inizialmente era stato favorevole verso Carlo V, alla fine diciamo si farà un po' baccagliare, ma alla fine entrerà nella Lega di Cognac. Anche qui gli intrecci con la storia europea. Perché Enrico VIII a un certo punto fa l'atto di supremazia? Perché nel 1527-28 il divorzio non era poi così lontano dalla realtà. Clemente VII manda effettivamente una bolla che sancisce il divorzio di Enrico VIII da Caterina d'Aragona, zia di Carlo V, perché Enrico VIII voleva sposarsi con Anna Bolena con la scusa che Caterina non gli aveva dato nessun erede maschio e tutte le cose che sappiamo. Questa bolla arriva in Inghilterra, ce l'ha il cardinale Campeggio, e però poi Clemente VII, lo vedremo, quando si troverà costretto a ritornare nell'alleanza con Carlo V, farà sparire questa bolla. Tra l'altro manda un personaggio che sarà uno degli artefici della costruzione del Principato Medici a Firenze, Francesco Campana, una sorta di agente segreto, lo manda in Inghilterra a bruciare la bolla di nascosto. Però appunto anche qui, se questa fase di guerra d'Italia fosse andata in modo diverso, chissà, ci sarebbe stato lo scisma anglicano? Se Enrico VIII avesse potuto sposare Anna Bolena grazie all'appoggio di Clemente VII? Vabbè, questo giusto per tornare su come in realtà le guerre d'Italia si intreccino poi profondamente alla storia europea. E la Lega di Cognac inizialmente sembra che possa essere un argine alla potenza asburgica. Ed è in questo momento che Carlo decide di mandare un esercito di lanzichenecchi in Italia in direzione di Roma. Io qui appunto ho scelto per la slide la scena da un film che penso tutti gli appassionati di storia del Rinascimento italiano abbiano visto, Il mestiere delle armi di Olmi, che è secondo me un film bellissimo proprio anche per questo violento attaccamento alla filologia, alla riproduzione proprio anche del lessico, del tempo, della sintassi. Insomma, un film che narra sostanzialmente gli ultimi giorni di vita di uno di quelli che diventeranno i grandi eroi del Rinascimento italiano in epoca risorgimentale, ovvero sia Giovanni delle Bande Nere, Giovanni de' Medici, che è un medici di un ramo che insomma per parte di padre discende da un ramo minore, e che è figlio di Caterina Sforza, la tigre di Forlì, e che sostanzialmente in questa fase è uno dei condottieri che combatte nell'ambito della Lega di Cognac. Lega di Cognac in cui il luogotenente papale non è altri che Francesco Guicciardini, che noi studiamo a scuola come letterato, ma che in realtà più che letterato fu uomo politico. Guicciardini non si definisce mai appunto un letterato. E Guicciardini è a capo per parte papale della Lega di Cognac, dell'esercito,
Guicciardini stesso ritiene che Giovanni De Medici sia fondamentalmente l'unico condottiero che può ribaltare le sorti della guerra, perché gli altri condottieri italiani gli sembrano poco, come si può dire, molto rispettivi, avrebbe detto Machiavelli, poco, diciamo, propensi a mettersi in gioco, tanto che Guicciardini è anche preoccupato invece per come si può dire, per l'intraprendenza di Giovanni delle Bande Nere, che si chiama ancora Giovanni de' Medici. Giovanni delle Bande Nere sarà un soprannome successivo, ma facciamo per capirci. E Giovanni de' Medici infatti morirà proprio in una di queste fasi dell'avanzata di Lanzichenecchi a Governolo, in una piccola battaglia in realtà, in cui però si poteva veramente cercare di frenare l'avanzata dei Lanzichenecchi direttamente in Nord Italia. E sì, era un tentativo, se Giovanni non fosse morto. Però Sì, guarda, Giovanni... su questa cosa posso aggiungere, se Sì, permetti. sì, certo. Allora, la battaglia di Questo è Governo... Guicciardini. Allora, Sì. sì, sì, la battaglia di Governolo o Governolo, io adesso non so esattamente dove stia l'accento, quindi se siete Sì, di neanche io. Governolo o Governolo, commentate. È molto interessante più che altro perché si applica proprio quello che poi scrive lo stesso Ariosto, in realtà, il Certo. fatto che la cavalleria pesante ormai contro l'artiglieria è niente, e quindi c'è proprio un ribaltamento completo anche del valore effettivo del cavaliere. In questa battaglia, a maggior ragione, poi quello che voi state vedendo, quello che adesso noi lo chiamiamo cannone, in realtà è un falconetto perché è un cannoncino di ridotte dimensioni, era praticamente una opera pregiatissima, anzi era più di una perché ne avevano dati, se non ricordo male, 5 pregiatissimi falconetti del ducato che effettivamente sapeva realizzare della grande artiglieria in Italia, cioè il ducato estense, che da praticamente filo francese era passato perché gli estesi sono sempre delle banderuole, era passato dal lato imperiale, nella persona tutto di Alfonso I, il vedovo di Lucrezia Borgia, fondamentalmente, e lo diede appunto ai Lanzichenecchi di Georg von Frusberg. Dopo questa battaglia, oltretutto, che appunto vedrà sconfitto il De Medici, che poco dopo insomma morirà, anche se cercheranno di salvarlo amputandogli la gamba, cioè, ma alla fine insomma tutte cose che oltretutto, se vedete il mestiere delle armi, effettivamente si vedono queste cose. Una volta morto Giovanni dalle Bande Nere, von Frusberg non è che arriva effettivamente a Roma, anzi lui andrà praticamente direttamente invece a Ferrara, perché gli venne fondamentalmente un ictus, comunque un malore, dovette farsi curare a Ferrara, poi fu mandato dove abitava, a Meindelheim, adesso mi ricordo esattamente il posto, e morirà nel 1528 fondamentalmente. Ovviamente qui cosa abbiamo? Abbiamo un capo dei Lanzichenecchi in meno. Poi c'è anche Carlo III di Borbone, però non quello che pensiamo, c'è un Carlo III di Borbone di un determinato ramo che prenderà il comando delle truppe per spingersi fino a Roma, e purtroppo tra il problema delle paghe, che era da mesi che questi Lanzichenecchi non l'avevano, ovviamente si scateneranno poi direttamente su Roma, e dall'altra parte c'è anche la sfiga, perché pure Clemente VII, scusa se anticipo un po' queste cose, Alessandro, pure Clemente VII poi mandò a casa anche una bella fetta del suo esercito e dei suoi mercenari, perché non aveva evidentemente i soldi effettivamente per pagarli, dimmi se sbaglio, e quindi di conseguenza li mandò a casa e cercò di difendere il più possibile Roma con un pugno di uomini, davvero, rispetto alla Furia Lanzichenecca. Tra l'altro, Furia Lanzichenecca che manco Carlo V effettivamente aveva ordinato. Ecco, questo è quello che appunto volevo dire. Non so se vuoi
ecco qua si parla il Gran Condé, no, questo non è il Gran Condé, però venne effettivamente, almeno dice Cellini, di averlo ucciso, e guarda, proprio in battuta ti metto proprio la fonte qui. Prego, Esatto. Alessandro. Esatto, sì, questo è un Carlo di Borbone che fondamentalmente è prima un grande generale di Francesco I, poi Francesco I diciamo, lo mette in difficoltà, vuole fondamentalmente contestare delle acquisizioni dinastiche di territori che il Borbone avrebbe fatto e che lo avrebbero reso fondamentalmente il feudatario più ricco di Francia. E nel 1523 il Borbone passa al servizio di Carlo V, quindi è anche un personaggio particolarmente strano nell'ambito della guerra d'Italia, un Borbone che combatte per l'imperatore, e però appunto è colui che si trova poi a capo dell'esercito che sta discendendo la penisola. Appunto, esercito che non si riesce a fermare in Lombardia, che continua a scendere e che fondamentalmente arriva a Roma. Intanto, appunto, dicevamo, no? Clemente VII che cosa fa? Clemente VII è attendista in un certo senso, ma Clemente VII ha anche delle beghe che non si aspettava, ovvero sia tempo di siglare la Lega di Cognac, che si ritrova fondamentalmente attaccato e saccheggiato in casa propria, non ancora dalla Anzichenecchi quanto dalla famiglia Colonna. Sapete che Roma, appunto, nel Rinascimento è una città in cui fondamentalmente l'egemonia reale del potere dei quartieri, dei territori, dei feudi che circondano la città si gioca fondamentalmente tra due famiglie, gli Orsini e i Colonna. I Medici sono tutti imparentati con gli Orsini, quindi sono anticolonnesi, e i Colonnesi, nel momento in cui Clemente VII si accorda con Francesco I, si accordano da parte loro con l'imperatore e attaccano fondamentalmente Clemente VII e saccheggiano per la prima volta il Vaticano, costringendo Clemente VII a fuggire, a lasciare degli ostaggi, tra cui Filippo Strozzi, che sarà uno dei protagonisti poi diciamo della storia non solo fiorentina, ma anche appunto delle guerre d'Italia, E soprattutto poi i figli. E anche il futuro Papa Giulio III, tra l'altro. Sì, sì, è vero. Poi la questione con Colonna, diciamo, si risolve un po' con un esborso di denaro. Clemente VII è in bolletta. Normalmente non è un problema perché c'è Firenze. Firenze paga dove non riesce a pagare Roma. Ma nello stesso torno di tempo a Firenze si inizia a contestare sempre più violentemente il regime mediceo. Quindi i pagamenti da Firenze iniziano ad arrivare con sempre maggiore difficoltà. I Lanzichenecchi stanno scendendo, Clemente VII non prende decisioni forti e soprattutto la guida dell'esercito è affidata a Francesco Maria della Rovere, l'esercito della Lega di Cognac, quindi dov'è Guicciardini, quello che dovrebbe in teoria fermare i Lanzichenecchi. Chi è Francesco Maria della Rovere? È il duca d'Urbino. Ma vi ricordate che a un certo punto duca d'Urbino diventa un Medici? Lorenzo il Giovane? Perché Leone X fa accusare di omicidio Francesco Maria della Rovere e gli estorce il ducato e lo dà a un nipote. Poi della Rovere rientrerà in possesso del ducato, ma manterrà ovviamente il dente avvelenato con i Medici. Quindi già abbiamo un generale che non è propriamente diciamo la persona che più ama il papa della famiglia Medici. Dall'altro lato c'è il problema di Firenze e non si sa obiettivamente dov'è che i Lanzichenecchi andranno a cadere, anche perché i Lanzichenecchi non sono pagati in quel momento. Diciamo, questo è un problema tipico di tutti gli eserciti dell'età moderna, la difficoltà di avere le paghe in tempo. Quindi si trova questa masnada di Lanzichenecchi in Italia. In gran parte sono protestanti, ma soprattutto sono non pagati, che si trovano davanti due prede ricchissime, Firenze e Roma. Firenze tanto fa parte della Lega di Cognac, è
praticamente un dominio del Papa, quindi anche Firenze si può attaccare. E qui c'è il ruolo di Francesco Guicciardini. Francesco Guicciardini sceglie a un certo punto, quando non riceve più indicazioni da Roma, non riceve più indicazioni da Firenze, si trova a dover scegliere e sceglie di mettere l'esercito della Lega a difesa di Firenze. Quindi i Lanzichenecchi, che già avevano iniziato a penetrare nel territorio toscano, nella Romagna toscana, proseguono l'avanzata verso Roma, dove c'è un papa che fondamentalmente è in bolletta e però neanche si aspetta che i Lanzichenecchi riescano ad arrivare con questa velocità a Roma e riescano a fare dei danni. Cosa succede? Avrà ragione Cellini, che è stato lui ad ammazzare il Borbone? Come che sia, il Borbone muore in uno dei primi assalti. Questo significa che i Lanzichenecchi che arrivano a Roma perdono il capo, la loro guida, quindi colui che poteva tenerli a freno, e inizia il sacco. Questa ha messo la descrizione di Cellini appunto perché è fantastica. Ovviamente Cellini è molto umile e dice che ovviamente lui spara, vede uno che si solleva in mezzo ai Lanzichenecchi e fu che da questi nostri colpi si ammazzò il Borbone. Cioè Cellini dice: sono stato io ad ammazzare il capo dei Lanzichenecchi. Cellini che è proprio a Roma effettivamente a combattere durante l'assedio. E il sacco è chiaramente uno degli eventi più traumatici del Rinascimento italiano, ha una portata epocale, la città eterna, la città del Papa, il cuore del Rinascimento italiano, che viene per mesi sottoposto a un saccheggio, catture di prigionieri, stupri. Qui la descrizione di Guicciardini è abbastanza calzante. Udivasi per tutto infiniti lamenti di quegli che erano miserabilmente tormentate, parte per astringergli a fare la taglia, cioè a pagare un riscatto, parte per manifestare le robe ascoste, cioè torturati per dire dove avevano nascosto i soldi. Tutte le cose sacre, i sacramenti e le reliquie dei santi, delle quali erano piene tutte le chiese, spogliate dei loro ornamenti, erano gittate per terra. Questi erano luterani in parte e appunto vandalizzano il Vaticano e distruggono reliquie e paramenti sacri. Aggiuntovi poi la barbarie tedesca, infiniti vilipendi, ed era fama che tra denari, oro, argento e gioie fosse asceso il sacco a più di 1 milione di ducati, ma che di tagli avessero cavata ancora quantità molto maggiori. Cioè la ricchezza di Roma viene completamente drenata da quest'orda di Lanzichenecchi. Ciò non significa ovviamente questa è un po' una grande polemica che c'è stata, ormai un po' superata, sulle guerre d'Italia, no? Le guerre d'Italia come un momento in cui l'Italia si impoverisce anche materialmente. Sì e no, questi sono tutti soldati che poi combattono in Italia, quindi i saccheggi, le paghe vengono tutte poi rispese in Italia. Non è che è una sportazione di ricchezza al di fuori, diciamo, dei territori che l'hanno prodotta, però chiaramente dal punto di vista culturale, dal punto di vista congiunturale, dal punto di vista economico appunto è sicuramente un colpo drammatico che Roma subisce con il sacco. E per allargare un po' la visione a quella che è un po' la nostra storia nazionale, appunto qui ho voluto mettere due estratti, uno di Machiavelli e uno di Guicciardini, che appunto sono protagonisti del sacco di Roma. Guicciardini è il luogotenente papale che sceglie di mettere l'esercito a difesa di Firenze e quindi sostanzialmente almeno lui si ritiene responsabile del sacco di Roma. Cioè lui scrive negli anni 20, quando è in un momento appunto di crisi politica e mistica, anche possiamo dire, Guicciardini scrive questi testi diciamo di autoanalisi, l'accusatoria, la defensoria e appunto un altro testo in cui descrive quelli che sono, e la consolatoria, che sono testi che descrivono un po', cercano di trovare un po' una quadra a quello che è stato il suo ruolo in questo snodo centrale delle guerre d'Italia.
E Guicciardini dice che tutte nell'accusatoria, diciamo, quindi facendo l'avvocato del diavolo verso se stesso e calcando la mano, si attribuisce la colpa di tutti i drammi che sono accaduti a Roma. Messer Francesco l'ha mosse queste cose, l'ha procurate, le ha fomentate, le ha nutrite. La calamità, la ruina di tutto il mondo non nasce da altri che da te, si dice Francesco. Per te è sbandito da tutti il nome santo della pace e il mondo tutto è guerra, in arme e in fuoco. Per te è stata data in preda agli infedeli l'Ungheria, per te è andata Roma a sacco, con tanta crudeltà, con tanta ruina universale e particolare di tanti nostri cittadini. Per te gli eretici dominano i luoghi santi, per te hanno gittati ai cani le reliquie. Ovviamente Guicciardini non può essere la causa della svolta delle guerre d'Italia rappresentata dal Sacco, però è indubbio che la Lega di Cognac sia un momento centrale per la storia europea. Sacco di Roma, conquista dell'Ungheria da parte dei turchi. Carlo è impegnato in Italia. La battaglia di Mohacs del 1526 avviene proprio in concomitanza con questa fase della guerra. Carlo sta combattendo su molti fronti e appunto in Germania imperversa la riforma, appena finita la guerra dei contadini, iniziano a delinearsi le varie sette, le varie visioni, e i Lanzichenecchi sono eretici appunto che arrivano in Italia, e quindi la svolta del Sacco è centrale. Dall'altro lato però ci sono persone che Guicciardini qui la mette ovviamente drammatica. È interessante vedere la voce di Machiavelli, che è con Guicciardini in quel momento, è proprio un suo collaboratore, in cui descrive quello che è successo al suo amico Francesco Vettori. Qui siamo poco prima del Sacco, il Sacco di Roma inizia in maggio e Machiavelli capisce istantaneamente quello che sta per succedere. Guicciardini ha preso la decisione e Machiavelli scrive al suo amico che qui si è deliberato, se domani Borbone muove, di pensare alla guerra affatto, cioè completamente, senza avere un pelo che pensi più alla pace, e se non muove pensare alla pace e lasciare tutti i pensieri della guerra. Cosa vuol dire? Guicciardini ha scelto di tenere l'esercito lì e se Borbone si muove lo attacchiamo. E Machiavelli scrive una frase che poi sarà ripresa durante il Risorgimento, ma che in realtà ha un significato molto diverso da quello che noi oggi potremmo intendere. Io amo Messer Francesco Guicciardini, amo la patria mia più che l'anima. Machiavelli non sta parlando della salvezza d'Italia, non pensa che Guicciardini abbia salvato l'Italia muovendo l'esercito della Lega di Cognac. Sa che ha salvato Firenze, è Firenze la patria di Machiavelli ed è anche la patria di Guicciardini. Il Sacco di Roma è anche una conseguenza di questa fortissima commistione di interessi che si era venuta a creare fra Roma e Firenze con i papati medicei. E nel momento drammatico però i cittadini di Firenze, anche quelli schierati con i medici come Guicciardini, scelgono di salvare Firenze. Roma viene saccheggiata e appunto Firenze si salva. Carlo, diceva giustamente Luca, in realtà non mirava, lui vuole diventare l'imperatore monarca universale cristiano della diffusione del cattolicesimo e della pace, di certo non pensava di saccheggiare Roma. È anche un po' una cosa che mette in imbarazzo Carlo V il Sacco di Roma. È un evento che non era propriamente calcolato. E Carlo però continua nella guerra. Nel frattempo Clemente VII scappa, questo lo descrive bene Cellini stesso, riesce a mettersi in salvo, riesce a mettere in salvo i nipoti. Da Firenze i medici vengono cacciati, ma appunto iniziano a vagare in esilio i nipoti di Clemente VII, ma sempre presso gli amici, protetti, e Clemente VII inizia pian piano a ritessere una nuova rete di alleanza alla luce dei nuovi rapporti di forza. Nel 27 è ancora tutto in moto, la grande svolta arriva l'anno successivo del Sacco di Roma, nel 28, quando Francesco I manda un esercito a combattere in Italia, finalmente, perché poi uno dei crucci dei congiurati italiani, diciamo così, è che il re di Francia, sì,
lo stanno tutti fomentando, lo stanno tutti invocando, ma non ha ancora mandato dei soldati. Francesco li manda sotto la guida appunto del Lautrec, che è uno dei migliori generali di cui dispone. Sono questi francesi che sostanzialmente permettono la fine del sacco di Roma. I lanzichenecchi vengono richiamati per combattere, un po' vengono appunto sconfitti dai francesi, e questo esercito si dirige su Napoli stavolta. Non ce la facciamo a Milano, proviamo su Napoli. Arrivano a Napoli e a Napoli succedono due cose. La prima è un'epidemia di peste incalcolabile, ma fondamentalmente l'esercito francese viene decimato dall'epidemia. Qui moriranno anche molti delle bande nere, perché Firenze ha cacciato i medici, si è proclamata repubblica, ma è rimasta alleata dei francesi e invia delle truppe a combattere a Napoli. Ma a Napoli, diciamo, si palesa forse la svolta sul lungo periodo più importante delle guerre d'Italia, ovvero sia i francesi che potevano contare sul supporto della flotta genovese, Genova ancora alleata della Francia, si trovano improvvisamente tagliati fuori dal canale marittimo, perché Andrea Doria, l'ammiraglio della flotta genovese, capisce anche lui dove tira il vento e decide di fare due cose. Da un lato promuovere un cambio di regime a Genova, scriverà delle nuove costituzioni per il comune di Genova, diciamo riscriverà l'architettura istituzionale su cui la Repubblica di Genova si reggerà da quel momento in poi, e dall'altro lato porta la flotta al servizio di Carlo V. E questa è veramente una svolta cruciale per la storia europea. Da quel momento Genova diventerà la spina dorsale finanziaria dell'impero spagnolo. Fino al 600, Brodel chiamerà appunto il passaggio fra 5 e metà 600 il secolo dei genovesi. I genovesi saranno veramente i padroni della borsa del re di Spagna. Il re di Spagna c'ha l'argento americano, ma l'argento americano ci mette un anno ad arrivare. Chi è che lo anticipa? I prestatori genovesi. È qui che si stringe l'alleanza. E è un'alleanza quindi finanziaria determinante, ma che è anche militare in questa fase, e che permette a Carlo di vincere definitivamente la battaglia. Io qui avevo messo una slide un po' riassuntiva di tutta questa fase. La conclusione di tutta questa fase ancora è in due tranche. Durante l'estate Clemente VII si accorda nuovamente con Carlo V, stipula il Trattato di Barcellona nel giugno del 29, in cui sostanzialmente si impegna a riconoscere a Carlo il dominio su Napoli, che ricordiamolo appunto i papi hanno sempre una sorta di supremazia sul regno di Napoli, fin dai tempi appunto dal tardo Medioevo, dal 200, e si impegna anche a riconoscere Carlo e a incoronarlo come imperatore, cosa che non avveniva dai tempi dei tempi, e in cambio chiede ovviamente di essere restaurato, e soprattutto chiede la restaurazione per la sua famiglia a Firenze, che ricordiamolo era stata cacciata. Ovviamente riconoscerà anche il dominio su Milano e la vittoria, diciamo, di Carlo. Tuttavia riesce a strappare per sé appunto il rientro a Firenze della sua famiglia. Stavolta chiede con un titolo che dia ai Medici finalmente quella stabilità che non erano riusciti a trovare, e nella pace di Barcellona appunto una clausola segreta stabilisce il matrimonio tra un nipote del Papa, Alessandro de' Medici, e una figlia illegittima di Carlo, ovvero sia Margherita d'Austria, che in quel momento è una bambina, però appunto diventerà la moglie del futuro appunto principe di Firenze. La seconda pace, che è quella invece determinante per l'equilibrio geopolitico europeo, è la pace di Cambrai o delle due dame, appunto perché viene trattata dalla zia di Carlo, Margherita d'Austria,
appunto la reggente dei Paesi Bassi, e dalla madre di Francesco I, Luisa di Savoia, in agosto a Cambrai, che è questa località che ricorre appunto nelle guerre d'Italia perché si trova proprio al confine tra Francia e domini borgognoni dei Paesi Bassi degli Asburgo, nella quale appunto Francesco riconosce di aver perso e il dominio su Milano e su Napoli per Carlo. Non so, Luca, se c'è tempo si potrebbe anche appunto fare avevo pensato un breve excursus sul senso generale dell'assedio di Firenze nell'ambito appunto della valutazione della storia italiana a posteriori, ma forse... Ma guarda, molto breve, ma per il semplice motivo che comunque questa parte qua l'abbiamo già trattata, mi Sì, sembra, infatti, nella puntata dedicata ad con Alessandro Alessandro De De Medici, Medici. quindi insomma magari in maniera molto stringata. Io più che altro però ho una domanda da parte Sì, del pubblico. Il Baglioni, immagino sia Malatesta quarto, sì. non era poi tanto lontano, perché non è intervenuto a Roma, ben inteso. Io personalmente credo per tutta la questione proprio del suo dominio, cioè di Perugia, perché Perugia era stata consegnata agli imperiali e lui si era posto, il Baglioni, come fondamentalmente una sorta di difensore della Repubblica di Firenze. E nel frattempo però aveva ovviamente sotto banco fatto un accordo con entrambe le parti, cioè da una parte i francesi, dall'altra gli imperiali, per la poi restituzione, una volta che tutta la guerra sarebbe finita, la restituzione del dominio perugino nelle mani appunto del Baglioni stesso. Ecco probabilmente perché non è intervenuto, ecco, né da una parte né dall'altra, per come la vedo io. Poi non lo so se mi sbaglio, Alessandro, se sai qualcosa tu. No, allora lì io mi immagino la domanda sia poi perché non è intervenuto a difesa del Papa prima della questione, diciamo, fiorentina, ma anche perché Perugia, cioè il dominio dei Baglioni su Perugia è una cosa che il dominio dei Baglioni in sé è pacifico in un certo senso, sì, viene ceduta, poi però si riconsegna, ma a quali Baglioni? Perugia è una città fondamentalmente lacerata dalla lotta di fazione e diciamo Malatesta non ha un dominio così incontestato. In più Clemente VII in quel momento veramente sembra che non si aspetti che l'Anzichenecchi possano arrivare veramente dentro Roma e non c'è tempo di intervenire fondamentalmente. Tra l'altro, se non mi sbaglio, a un certo punto provano a mandare aiuti, ma ormai è tardi, tutti collegiati, e quindi è questo. Poi sì, durante l'assedio di Firenze Baglioni si schiera con la Repubblica, quindi in teoria con la Francia, però contro il Papa. Diciamo il grave errore della Repubblica di Firenze è rimanere ancorata a questa alleanza francese, non cerca mai l'appoggio di Carlo V se non alla fine, c'è un piccolo tentativo, ma ormai Firenze ha mandato i suoi soldati a combattere a Napoli, Carlo si è accordato col Papa e quindi per la Repubblica non c'è più speranza. Io voglio poi ricordare anche che a Roma c'è stata pure la peste, quindi sarebbe sì, stato certo. comunque un'ecatombe. Cioè, quindi, sì. ecco, non era forse la strategia migliore. Ti lascio ora. Sì, io qui guarda, se andiamo avanti avevo messo una, diciamo, sull'ultima Repubblica di Firenze, appunto un estratto da Sismondi, di cui abbiamo parlato nella prima puntata e anche nella scorsa, che è appunto un po' colui che darà vita a quella che è la visione, diciamo, più mainstream della storia italiana nel corso del Risorgimento. Appunto l'assedio di Firenze viene visto un po' come non solo la fine dell'ultima Repubblica Fiorentina, ma anche la fine della libertà d'Italia. Perché appunto Firenze sarebbe quest'ultimo guizzo di libertà comunale che si erge contro l'invasore straniero che vuole portare il principato, tanto che appunto Sismondi scrive: la Repubblica di Firenze si preparò da sola e con coraggio a cadere nobilmente nel sacrificio piuttosto che rinunciare all'antica libertà. Sì, ovviamente questa è la svolta delle guerre d'Italia. Cioè l'assedio di Firenze è un po' l'epifenomeno di quella che è la vittoria totale su tutti i fronti di Carlo V.
Certo è che il fatto che l'assedio di Firenze avvenga dopo il Trattato di Barcellona in realtà preserva Firenze dal dominio spagnolo, che Firenze rimarrà indipendente proprio per la sua trasformazione in ducato, o meglio in repubblica con un duca, perché è questo che impedisce, cioè che tutela la sua libertà. Sì, il duca della Repubblica è sottoposto, riconosce la superiorità dell'imperatore, ma di fatto Firenze rimane un dominio indipendente, al contrario invece di Milano e del Regno di Napoli. Quindi anche qui è un po' l'ambiguità di questa lettura risorgimentale, che è sempre molto netta e diciamo fa dei chiaroscuri molto forti, perdendo un po' di diciamo quelle che sono invece le sfumature di questo periodo. È chiaro, sì, gli imperiali, gli Asburgo hanno stravinto, l'assedio di Firenze va come va, a Firenze si crea un principato e dal punto di vista degli equilibri generali Carlo V può entrare in Italia nel 1530, alla fine del 29 in realtà, e dirigersi nella città con cui appunto aveva trovato un accordo con Clemente VII, ovvero sia Bologna, perché affinché Clemente VII adempia alla sua promessa, ovvero incoroni l'imperatore prima con la corona di Re d'Italia, la corona ferrea, e poi con la corona di sacro romano imperatore. Questa è ovviamente l'idealizzazione che si fa a Firenze. Questa è una statua che è nel Salone dei 500. Diciamo che i rapporti di forza in quel momento erano invertiti. Ovviamente il vincitore era Carlo V, mentre qui sembra tutt'altra, no? Certo, Clemente VII per sé e per la sua famiglia ha fatto sicuramente un gioco da maestro, considerata la situazione in cui era precipitato. Ha ribaltato le sorti della famiglia Medici e ha fondamentalmente dato una continuità dinastica, legando la dinastia a quella della dinastia più potente in Europa, ovvero sia agli Asburgo. Alessandro de' Medici diventa duca della Repubblica e dopo la sua morte Cosimo I, figlio di quel Giovanni delle Bande Nere, appunto morto a Governolo o Governolo, diventerà anche lui, sarà riconosciuto come duca della Repubblica da Carlo V e riuscirà fondamentalmente a rientrare in possesso nell'arco di pochi anni di tutto il dominio della Repubblica Fiorentina, su cui Carlo V aveva messo in parte le mani, e anche piano piano emanciparsi dalla tutela imperiale, per quanto comunque farà un matrimonio all'interno della, diciamo così, del perimetro asburgico, sposando una Toledo e quindi una figlia di uno dei nobili più importanti di Spagna, nonché viceré di Napoli. Ma questa appunto è la vicenda di Firenze, che ha ovviamente si trova al centro di questo snodo del 1530, che è sicuramente il punto di non ritorno delle guerre d'Italia. Non a caso, appunto, lo dicevamo l'altra volta, il libro di Pellegrini sulle guerre d'Italia, la prima edizione si fermava proprio al 1530, e non era l'unica, mi sembra anche una sintesi che era uscita in Francia negli anni 90 si fermava più o meno al 30, perché bene o male era questa la fase considerata determinante. Ma possiamo dirlo tranquillamente, nel senso che ovviamente le guerre d'Italia continuano per altri 30 anni, ma con un'intensità diversa. Con un'intensità diversa e soprattutto protagonisti diversi. L'incoronazione di Carlo a Bologna fondamentalmente non è l'unico atto che chiude la questione, perché da un lato Carlo stavolta decide di blindare il suolo italiano, favorendo la creazione di una lega dei principi italiani riuniti sotto l'egida dell'imperatore, a cui aderiranno fondamentalmente tutti. In quegli anni 30-32, quelli del primo e del secondo congresso di Bologna, giunge a termine la questione legata alle guerre d'Italia del matrimonio di Enrico VIII. Questo riavvicinamento tra Clemente VII e Carlo V impedisce
di fatto il divorzio di Enrico VIII, sposato con la zia di Carlo V. Si definisce la questione di Modena. Modena viene riconosciuta agli Este, nonostante la volontà del Papa. E Sì, il sì, Papa... infatti, scusami, se Sì? aggiungo qua, Modena e Reggio furono un po' vari territori, sì, originariamente degli Este, passarono sotto il papato, poi tornarono agli Este proprio qui, e Clemente VII, come hai detto, non ne fu per niente contento, tant'è No. che poi riaprì tutta, diciamo così, riaprì il libro e di nuovo si scontrò nuovamente contro l'imperatore a riguardo. Alla fine si risolse tutto con... questi domini stanno agli Este, ma sono comunque sotto il protettorato, tra molte virgolette, cioè fondamentalmente sono feudi dell'impero. E quindi questo significa che il duca d'Este è sotto comunque l'impero. Poi, Sì. ovviamente, la storia dimostrerà altro, nel senso che gli Este, come al solito, si alleeranno da una parte e dall'altra, e quindi questo ovviamente porterà ulteriori scontri. Prego. Esatto. Sì, questo diciamo, anni 30-32 sono gli anni in cui si chiude questa questione, si chiude la questione di Enrico VIII, che poi sarà riaperta da Enrico VIII stesso con l'atto di supremazia. Intanto i turchi premono alle porte di arrivano alle porte di Vienna, vengono sconfitti, ricacciati, si continua a combattere nel 30, nel 31, nel 32, e Carlo cerca di blindare la situazione italiana. Gli riesce sì e no. Da un lato Clemente VII in realtà non ha completamente abbandonato la sua idea di creare un equilibrio un po' più bilanciato in Italia, tant'è che farà sposare una nipote, Caterina, tra l'altro l'unica Medici giovane legittima viva in quel momento, a colui che è non ancora il Delfino, ma il secondogenito del re di Francia, ovvero sia Enrico di Valois. E questo matrimonio avverrà effettivamente a Nizza nell'ottobre del 1533. Quindi già si inizia a incrinare un po' questo sogno di aver pacificato l'Italia. Clemente VII morirà nel 1534, gli succederà Paolo III della Rovere, un Farnese, un nemico abbastanza, diciamo, agguerrito dei Medici. Papa Farnese, anche lui in realtà molto ambiguo nella sua volontà di schierarsi con la Francia o con gli Asburgo. Carlo V comunque in quegli anni decide di perseguire altri obiettivi, ricordiamocelo, 1530 la dieta di Augusta, cioè è il momento in cui si arriva a definire quelli che sono le confessioni protestanti, in cui si cerca un terreno di mediazione. C'è già stata la protesta dei principi alla seconda dieta di Spira, quindi sono già nati i protestanti. Nasce poi la Lega di Smalcalda dei principi protestanti, e lì c'è Ferdinando I che cerca di arginare. In più Carlo, nel frattempo ovviamente in America c'è la conquista abusiva del Messico da parte di questo comandante che scappa con un manipolo di uomini, nonostante il governatore di Cuba lo volesse tenere sull'isola, e va a conquistare l'impero appunto azteco. 30 la spedizione di Pizarro in Perù, l'avvio della conquista dell'impero incaico, cioè ne stanno succedendo di tutte nel mondo, nei domini di Carlo V proprio, e Carlo continua anche il suo progetto universale, ovvero sia inizia a progettare una spedizione contro Tunisi, appunto il centro delle scorribande dei pirati che infestano il Mediterraneo, che proprio negli anni 30 si fanno sempre più violente. E appunto 35-36 sono un po' gli anni in cui si riapre il conflitto, perché muore il duca di Milano, Francesco Sforza. Carlo a questo punto, nonostante in passato si fosse ventilata l'infeudazione a un figlio del re di Francia, infeuda il ducato al figlio Filippo. E quindi
Se non mi sbaglio glielo infeuda un po' dopo, ma di fatto glielo assegna già. Quindi intanto il re di Francia capisce che Milano non gli verrà ceduta. E Francesco I decide di riprovarci per l'ennesima volta. Stavolta però lo fa cambiando obiettivo. Organizza un esercito, si allea con i repubblicani fiorentini che sono scappati appunto da Firenze dopo l'instaurazione del Principato e fondamentalmente attacca un altro territorio che lui ritiene suo di diritto, ovvero sia il Piemonte, poiché Francesco è figlio di Luisa di Savoia, che fondamentalmente era una zia dell'attuale duca di Savoia, Carlo. E l'invasione del Piemonte è fondamentalmente la goccia, l'ennesima goccia che fa traboccare l'ennesimo vaso per Carlo V. Nel 36 Carlo è appena rientrato da Tunisi, passa da Napoli dove si tiene il processo per tirannide contro Alessandro de' Medici e alla fine approva il Principato a Firenze, risale la penisola e passa da Roma. A Roma c'è Paolo III che lo invita a ricostruire la concordia con suo fratello Francesco I, fratello ovviamente in senso figurato, no? Col re di Francia. E Carlo entra in Concistoro a Pasqua e pronuncia un'orazione violentissima in cui fondamentalmente sfida a duello il re di Francia. E dice: se mi vuole affrontare in campo venga, che voglia venire armato o disarmato, con la spada e il pugnale, a cavallo, come vuole, io lo affronto perché ne ha fatte troppe. Ha occupato Milano senza motivo, ha occupato la Borgogna senza motivo, mi attacca in Navarra, non ha rispettato l'accordo di Madrid. E poi entrano altre motivazioni. Ha iniziato trattative con il turco e infatti nel 36 Francesco, o nel 35 non mi ricordo, manda un ambasciatore a Costantinopoli. Si è alleato con il turco e tratta con le potenze barbaresche affinché attacchino i domini cristiani nel Mediterraneo, in particolare i domini dell'imperatore. E poi ha rifiutato tutti i matrimoni che gli ho proposto. Quindi fondamentalmente ha scelto l'inimicizia. E allora inizia quest'ultima fase delle guerre d'Italia che si combatterà per molto tempo ancora tra Carlo e Francesco. Appunto c'è all'inizio un'alleanza franco-turca e anche franco-protestante, perché Francesco I non disdegna diciamo di guardare anche a quei principi tedeschi luterani che si oppongono alla, diciamo, al disegno di restaurazione cattolica di Carlo. Si ha quindi un primo scontro tra Carlo V e Francesco I in questa fase che appunto Francesco pian piano conquista tutto il Piemonte. Carlo decide di attaccare per la prima volta Francesco sul suo territorio e invade la Provenza nel 36. È una campagna disastrosa, l'esercito di Carlo è falcidiato e Antonio De Leva, che è il generale, muore, se non mi sbaglio, proprio di malaria o proprio per i disagi appunto della guerra. Si arriverà a una tregua, la tregua di Nizza del 1538, in cui fondamentalmente ancora la situazione rimane in ballo, è una tregua, non è una pace. Il Papa alla fine sceglierà l'alleanza con l'imperatore, quantomeno perché Carlo decide di permettere a Margherita, la vedova del duca di Firenze, di sposare in seconde nozze il nipote del Papa, Ottavio Farnese. Tra l'altro questa Margherita d'Austria qui è colei che si troverà a fronteggiare la rivolta protestante nei Paesi Bassi al tempo di Filippo II, detto per inciso. In cambio il Farnese otterrà la possibilità di creare veramente un ducato familiare, ovvero sia il ducato di Parma e Piacenza per sé e la sua famiglia. E nel frattempo Carlo, mentre combatte contro Francesco I, è anche intento a pregare il Papa affinché convochi un concilio per cercare di ricucire la frattura interna al mondo cattolico, che Clemente VII si era ben guardato dal convocare, perché Clemente VII era un illegittimo e quindi aveva paura che il concilio mettesse in dubbio la sua
elezione al soglio pontificio, e quindi questi sono anche gli anni in cui il Papa inizia prima a fare una commissione appunto di uomini di chiesa, teologi più riformisti o più intransigenti, che si occupi di diciamo fare una diagnosi di quelli che sono i problemi della Chiesa. Poi nel 1545 arriverà a convocare il concilio, ma nel frattempo Carlo si scontra contro un Francesco I che stavolta è alleato col turco e col protestante. Questa guerra si riaccende fondamentalmente già nel 1540, subito dopo appunto la tregua di Nizza, quando Filippo, appunto il figlio di Carlo, viene investito formalmente del Ducato di Milano. La Francia si allea appunto col turco. È in questa fase il protagonista della guerra sul mare chiaramente il Barbarossa, Khayr ad-Din, fondamentalmente l'ammiraglio dell'impero ottomano, nonché bey di Algeri, il quale sostanzialmente combatte per il re francese. Si combatte anche nei Paesi Bassi e i francesi stavolta in Italia riescono a vincere sugli Asburgo nella battaglia di Ceresole d'Alba, che sostanzialmente lascia in mano ai francesi il possesso del Piemonte. Ovviamente la strategia di Francesco I è passare dal Piemonte per poi fare uno scambio col Ducato di Milano. Ma la pace di Crépy del 1544 fra il re di Francia e l'imperatore sostanzialmente lascia in dubbio la questione di Milano, perché la pace di Crépy fondamentalmente stabilisce che la Borgogna nelle sue parti ormai è passata a Francesco I e che Napoli è ormai dominio asburgico, ma non parla di Milano. Quindi diciamo l'ultimissima fase delle guerre d'Italia si combatte soprattutto attorno alla questione dei francesi in Piemonte. Francesco I morirà di lì a poco, nel 1547, che è anche il momento in cui Carlo, almeno inizialmente, ha la meglio sulle forze protestanti. Il 47 è il momento in cui Carlo vince la battaglia di Mühlberg, in cui la Lega di Smalcalda sembra appunto sconfitta, però in Italia intanto i francesi restano in Piemonte. Enrico II continua appunto a fondare la sua alleanza anche con gli eretici pur di combattere il suo nemico di sempre. I Farnese, che sono diventati duchi, sono comunque Farnese, nipoti di Paolo III, che dicevamo è un papa in realtà molto indeciso sullo schierarsi veramente e a fondo con l'imperatore, tant'è che a un certo punto i Farnese verranno sostenuti direttamente dalla Francia in un'ottica anti-imperiale. Non a caso, appunto, uno dei generali protagonisti di quest'ultima fase della guerra, uno dei generali asburgici, sarà proprio il duca di Savoia, Emanuele Filiberto, il quale appunto si arruolerà nelle armate imperiali con l'obiettivo di recuperare quello che è suo. Quindi questa fase finale della guerra d'Italia è un momento in cui fondamentalmente si ridiscutono un po' i possessi territoriali che fino a quel momento erano rimasti al di fuori della contesa. Nel senso che ovviamente l'obiettivo francese è Milano, ma su Milano veramente non c'è possibilità, e allora si combatte un po' ai margini. Il Piemonte, a un certo punto i francesi appoggeranno gli esuli fiorentini, lo dicevamo già, iniziano a appoggiarli negli anni 30, i quali fondamentalmente fomenteranno la ribellione di Siena alla tutela spagnola. Si aprirà un nuovo fronte di guerra in Toscana contro i Medici e più in generale contro l'imperatore. È un colpo di mano, quello dei Senesi, sostenuto dalla Francia, nel quale appunto Cosimo I de' Medici saprà appunto giocare le carte vincenti. Si presenterà come sceriffo imperiale fondamentalmente in Toscana, combatterà una guerra in cui arriverà a conquistare la città,
nel 1555 e a convincere poi 2 anni dopo Filippo II, succeduto dal padre come re di Spagna, a infeudare la città direttamente a lui. E questa è la premessa poi all'acquisizione del titolo di Granduca di Toscana. Nel 1555 si ha anche, diciamo, un'alleanza anti-asburgica promossa direttamente dal Papa, un altro Paolo, solo stavolta è Paolo IV Carafa, il quale appunto è diciamo un Papa decisamente anti-imperiale, in questa fase anti-spagnolo, possiamo dire. Sì, un napoletano fondamentalmente filo francese, tra parentesi, grande maestro di inganni, nel senso che lui in ben almeno 2 conclavi fabbricò, perché questo è giusto dire, fabbricò prove false di eresia verso 2 grandi papabili, una volta verso Reginald Pole, che sì, era comunque l'ultimo, tra parentesi, arcivescovo cattolico di Canterbury, quindi comunque particolare questa cosa, che però aveva comunque idee di riforma molto più, diciamo, vertenti verso una dimensione più, diciamo, cattolica, ma nel versante protestante, ecco, diciamo così, e faceva parte del cosiddetto circolo degli spirituali, che contava Carnesecchi, Buonarroti, cioè Michelangelo, Vittoria Colonna, cioè tutti questi personaggi, Vittore Soranzo pure, tutti questi personaggi. Dall'altra, un altro degli spirituali, arrestato, processato tra parentesi 2 volte, ma che comunque gli sopravvisse a Paolo IV e riuscì poi non solo a tornare più volte ad essere comunque vescovo di Modena, ma anche a portare a conclusione il Concilio di Trento, fu proprio il cardinale Morone, che era un altro di quelli papabili, ecco, per il solio pontificio, e che poi non arrivò perché Paolo IV riuscì a metterci, all'epoca Gian Pietro Carafa, riuscì a metterci comunque mano sopra. Paolo IV, successore di un altro papa, tra parentesi, che durò una ventina di giorni, cioè Marcello Cervini, ultimo papa, alias Marcello II, ultimo papa che ebbe, diciamo, come nome papalizio il proprio nome di battesimo, poi da lì in poi più nessuno lo ebbe. Fu oltretutto un grande riformatore, parlo di Marcello II, fu Marcello II Cervini. Fu un grande riformatore della Chiesa e cercò in tutti i modi di arrivare, ecco, persino a convocare a Reggio Emilia, pensate un po', quando era vescovo appunto della città, a provare a organizzare quello che poi invece sarà il concilio che ci sarà a Trento. Trento, oltretutto, per una semplice ragione. Trento era un principato vescovile, ma all'interno dei territori imperiali. Quindi c'è un ottimo, diciamo, connubio tra sacro da una parte e imperiale dall'altro, non profano, però imperiale, ecco, e quindi di conseguenza era un ottimo modo per, diciamo, provare a riunirsi nell'ottica della futura riforma cattolica. Cosa che però ovviamente sarà a singhiozzo, in realtà molto altalenante. Poi il concilio verrà spostato a Bologna, questo non andrà bene ovviamente all'imperatore, perché Bologna era la seconda città del papato, e allora si fermeranno di nuovo i lavori, si tornerà a Trento per altre 2 volte, e si arriverà alla conclusione del concilio solamente nel 1563, ma di questo magari ne parleremo in un'altra live successiva, con la nuova stagione magari. Sì, tra l'altro Paolo IV è proprio il Papa che non convoca il concilio. Non Sotto solo. lui si interrompe perché lui, diciamo, da un lato è anti-imperiale, dall'altro lui ha anche altre idee su come si potrebbe trattare la spaccatura con i protestanti. Quando era cardinale è il promotore dell'Inquisizione. Sì, è proprio il papà dell'Inquisizione romana, sì. e quindi di conseguenza, figuriamoci, quando poi divenne papa, ne fece che ne fece. Però devo dire anche che quando morì nel 59 ci fu poi una enorme contestazione popolare verso Palazzo Carafa e verso anche
i suoi familiari, quindi ci fu anche un processo contro i familiari di Paolo IV. Comunque queste sono tutte cose in più che, insomma, dopo sono già 2 ore che stiamo qui a parlare, No, magari sì, sì, certo. andiamo No, oltre. dicevamo che sì, l'abbiamo detto fin dall'inizio, questo è un periodo che poi chiaramente è legato alla grande trasformazione del volto europeo del primo Cinquecento. Non c'è, per forza sono legate tutte altre questioni. Comunque sia, rimanendo nelle guerre d'Italia, il punto qual è? Che quest'ultima fase si combatte soprattutto, dicevamo, ai margini. Piemonte, c'è questo tentativo del Papa anti-asburgico che tra l'altro viene attaccato, cioè si combatte praticamente ai confini col Regno di Napoli. Il viceré di Napoli, diciamo, non esita a mettere in campo le armi. C'è la guerra di Siena vinta da Cosimo de' Medici e quindi da un filo asburgico, per quanto con interessi propri. C'è la questione del Piemonte che è, diciamo, l'ultima grande questione delle guerre d'Italia. A quel punto Carlo V è morto alla fine della guerra d'Italia perché Carlo, diciamo, è uno degli ultimi sovrani ad abdicare. Carlo V nel 1556 ha visto che non è riuscito a costruire quel grande sogno, a realizzare quel grande sogno che Mercurino da Gattinara aveva delineato fin dall'inizio. La spaccatura con i protestanti è più acuta che mai. Gli eretici appunto ormai lo hanno anche battuto, tra l'altro a Innsbruck, diciamo ormai sono incontenibili. Nel Mediterraneo l'impero ottomano è incontenibile. La situazione è completamente sfuggita di mano dal suo punto di vista e si sente vecchio, per quanto non lo sia ai nostri occhi, a 55 anni, 56, però diciamo sente gli anni che pesano e nel 1556 decide di abdicare lasciando i domini asburgici, Paesi Bassi, conquiste italiane, cioè Ducato di Milano, al figlio Filippo insieme al Regno di Spagna, e i domini asburgici austriaci e diciamo, la possibilità di succedere al trono imperiale al fratello Ferdinando. Quindi l'ultima fase delle guerre d'Italia in realtà viene combattuta non da Carlo ma dal figlio, appunto Filippo, il quale si scontra col primogenito di Francesco I, re di Francia, ovvero Enrico II, marito di Caterina de' Medici. Anche questa poi è un'altra storia. Però fondamentalmente questa guerra si combatte anche e soprattutto nel cuore d'Europa, tant'è che la battaglia determinante delle guerre, diciamo, che chiude poi le guerre d'Italia è la battaglia di Saint-Quentin, che è appunto nei Paesi Bassi, San Quintino, una battaglia vinta da Filippo di Spagna grazie alla guida dell'esercito, diciamo grazie alle azioni del generale dell'esercito che è appunto Emanuele Filiberto di Savoia. Durante questa fase della guerra è interessante perché Filippo è sposato a Maria Tudor, cioè una figlia di Enrico VIII cattolica, poiché figlia di Enrico VIII e Caterina d'Aragona, detta Maria e regina, Maria la Sanguinaria. È la regina d'Inghilterra. Esatto, che oltre a cercare di restaurare il cattolicesimo in Inghilterra, non facendocela, si impegna nella guerra. E però questo porta nel 1558 l'Inghilterra a perdere l'ultimo possedimento che aveva sul territorio, appunto sul continente, ovvero sia Calais, che viene riconquistata dalla Francia. Tra l'altro poco dopo la stessa Maria Tudor morirà sì. nel 58, appunto, tra parentesi, perché? Perché fondamentalmente, vabbè, piccola nota di colore, la regina pensava di essere incinta, però i mesi passavano, questo bambino pare che non arrivi, alla fine si arriva a scoprire che in realtà aveva un tumore ovarico. E quello fu praticamente la causa, più mettiamoci anche tutta la depressione e quant'altro, e ovviamente medicamenti dell'epoca che portò alla sua morte.
Sì, diciamo la vicenda qui è proprio l'ultimo anche affaccio dell'Inghilterra nella questione della guerra d'Italia, molto, diciamo, svantaggioso per l'Inghilterra, ma questa è tradizione. Quando l'Inghilterra ora inizia a intervenire sul continente, anche nella guerra dei 30 anni perde sempre qualcosa. Penso alla Rochelle. E appunto le guerre d'Italia, diciamo, si concludono creando un altro eroe dell'epopea nazionale, ovvero Emanuele Filiberto, che nel Risorgimento diventerà un po' diciamo, l'eroe cardine della narrazione dei Savoia, colui che ha riportato la patria in mano ai suoi legittimi proprietari, diventerà duca di Savoia e soprattutto porterà il Ducato di Savoia per la prima volta diciamo, sposterà il baricentro del Ducato di Savoia diciamo, dalla Savoia, cioè un territorio al di là delle Alpi, in Piemonte, cioè nel territorio al di qua delle Alpi, creando Torino come nuova capitale. Appunto, la formazione del Piemonte è uno degli effetti delle guerre d'Italia, e la pace di Cateau-Cambrésis dell'aprile del 1559 interviene a chiudere definitivamente la questione. Gli Asburgo sono padroni d'Italia, in particolare gli Asburgo di Spagna. Milano avrà un governatore spagnolo, Napoli sarà governata da un viceré spagnolo, altrettanto la Sicilia, altrettanto la Sardegna. Ci sarà una sorta di egemonia ispanica che durerà praticamente fino alla guerra dei 30 anni e alla pace dei Pirenei, quindi fino alla metà del 600, con, diciamo, una crisi progressiva. Ci sarà questo legame, questo matrimonio privilegiato tra Genova e la Spagna, e però, diciamo così, la pace di Cateau-Cambrésis è anche l'avvio di un periodo di una cosiddetta Pax Asburgica o Pax Hispanica. La cartina d'Italia, fate conto che fino al 1714 rimarrà quasi immutata. Cioè la pace di Cateau-Cambrésis fissa un po' quelli che saranno definitivamente i confini quantomeno delle maggiori potenze italiane. Poi ci saranno variazioni, trasferimenti e tutto. Però ecco, la pace segna un po', dipende da come la vogliamo vedere. Da un lato la fine del protagonismo, in un certo senso, delle grandi potenze italiane, facciamo così. Dall'altro l'avvio di un periodo di pace. Proviamo a rispondere a questa domanda. Cioè, la pace di Cateau-Cambrésis fu una vera vittoria della Spagna o il riconoscimento che né Spagna né Francia potevano più sostenere una guerra italiana permanente? Questa in realtà è una bella domanda. È una bellissima domanda. Allora, provo a rispondere io, poi magari ti lascio sì. La parola. Dunque, sicuramente noi dobbiamo ricordarci sempre che da una parte hai un impero, parlo dell'impero asburgico, quindi non il regno di Spagna, un impero asburgico che era un coriandoli fondamentalmente di stati, staterelli che abbiamo detto, con oltretutto una spaccatura enorme all'interno del contesto religioso, e quindi di conseguenza spaccatura all'interno del contesto religioso significa anche alleanze di principi protestanti contro la figura del sovrano imperatore. 1. 2. La Spagna invece è un contesto ben differente, molto più forte, radicalizzato dal punto di vista religioso, centralizzato, specialmente per la politica di Filippo II, appunto da un punto di vista politico. Tant'è che lo stesso Filippo II poi creerà Madrid come effettiva capitale di tutto il regno. Guarda caso, giusto per dire, Madrid si trova proprio al centro della Spagna, proprio geograficamente, quindi più centralizzato di così si muore. Ma più che altro è che la Francia non è che stava bene. Cioè anche la Francia aveva dissidi interni sia nel potere che specialmente nella religione. Il problema degli ugonotti, che inizieranno da qui a farsi sentire sempre di più, e quindi i ugonotti sono praticamente i calvinisti di Francia. Quindi di conseguenza questo ovviamente porterà a ulteriori spaccature interne, ulteriori guerre, in cui
questo vabbè è una storia successiva, in mezzo ci finirà la stessa Caterina de' Medici, il figlio Carlo IX, poi successivamente gli Enrichi successivi, e con la famosa guerra dei tre ricchi, che porteranno poi al potere un protestante, cioè un ugonotto, Enrico IV di Borbone, che però si convertirà al cattolicesimo, perché Parigi val bene una messa. Detto questo, quindi, il fatto che ci sia un riconoscimento che non si potesse andare avanti con una guerra del genere, secondo me sì e no, nel senso che poi in realtà capire effettivamente che la Spagna aveva un potere molto maggiore e che si era guadagnato rispetto alla Francia, forse più un riconoscimento da parte della Francia che non si poteva andare avanti, non tanto della Spagna, anzi la Spagna ne aveva oltretutto, vuoi per le banche genovesi, vuoi per l'oro e l'argento che arrivava dalle colonie, cioè comunque per pagare diciamo eserciti riusciva tranquillamente. E poi non solo, il problema forse per Filippo II fu successivo, quando praticamente la gestione stessa e la ipercentralizzazione almeno del regno spagnolo insomma portò ovviamente gravi problemi, più tutte le sconfitte militari, a parte Lepanto, tutte le sconfitte militari che collezionò. Quello fu un problema successivo. Poi in più, e poi ti lascio rispondere, c'è stato, quando parlavamo dell'abdicazione, meglio parlavi dell'abdicazione di Carlo V, diciamo un altro Diocleziano, perché? Beh, qua io personalmente penso che ci sia il concetto di sovraestensione strategica. Cioè ormai, proprio perché aveva i suoi anni Carlo V, numero uno, numero due, guerre intestine, spaccature della religione, guerre al di fuori anche del suo impero, dover governare davvero un impero globale in una sola persona, molto difficile. Quindi aveva capito che l'unico modo era separare, diciamo, questi due domini in due personalità diverse, da una parte il fratello Ferdinando I e dall'altra suo figlio Filippo II. Questa era, secondo me, l'idea principale. Ok? E poi Claudio, no, la fronda viene dopo. Viene molto dopo. Comunque, vabbè, tu che ne pensi a riguardo, Alessandro? Scusami se... No, no, ma tutto, cioè, condivido quello che hai detto. La questione è, nel 1559 muore Enrico II, succede Francesco II che è un ragazzino, di lì a poco muore anche lui. Appunto, in Francia si ha la crisi di successione, no? Quindi la pace di Crépy poteva essere la fine delle guerre d'Italia? Sì. La pace di Barcellona poteva esserlo? Sì. Però poi la guerra continua perché c'è modo di continuarla. La Francia, come dicevi giustamente, dopo il 59 non ha assolutamente modo di continuare la guerra. Però le guerre d'Italia in realtà non finiscono mai, perché la guerra di successione spagnola del 1701-1714 ha inizialmente proprio come punto d'origine. Ci abbiamo perso un attimo, comunque penso che volesse dire, ha proprio come punto di origine la successione asburgica in Spagna e quindi di conseguenza anche la gestione stessa dei dei territori italiani. Credo di avere io integrato perché No, sì, mi sa che sono saltato. se sei saltato un attimo. No, dicevi per appunto che ha all'origine questa guerra di successione spagnola proprio per tutta la questione, oltre che della successione asburgica che poi diventerà borbonica in Spagna, ovviamente anche tutta la parte riferita ai domini spagnoli in Italia. Vero Alessandro? Mi senti? Non mi senti? Non mi sente più. Eccoci, no, ci sono. Ecco, no, ok, Okay. ci sei. Mi Sì, hai sì, sentito no, vincolato? sì, sì, dicevo anche la guerra di successione spagnola di fatto inizia perché Luigi XIV, prima cosa che fa, manda truppe a Milano. La Francia non la butta giù questa cosa di Milano.
Per nulla, ma per forza, ma perché è un hub strategico enorme, Mm. c'ha pure Mantova all'interno che, tra Sì, parentesi, infatti sì, già anche Mantova alla fine, di fatto, cioè né nel durante la senso, guerra dei 30 anni. per quanto sia ovviamente un ducato, tra virgolette, esterno, però in realtà poi c'è tutta la questione della, ecco, giustamente hai detto durante la guerra dei 30 anni, la successione di Mantova e di Monferrato, c'è tutta questa situazione qui che ovviamente poi crea sempre più crepe e spaccature. Ecco. Va bene. Bene, allora io a questo punto credo non ci siano altre domande. Vi ringraziamo per diciamo questo fine di questo ciclo di 2 puntate, anzi 3, se vogliamo considerare che quella su Alessandro De Medici, sulle guerre d'Italia. Ovviamente ringrazio Alessandro Bartolo per essere stato qui e ti lascio tra poco andare a cena. Io vi ricordo come fanno i youtuber famosi e più bravi di me, ovviamente, di mettere like, andare avanti con gli hype, punti hype a noi servono tantissimo per mandare avanti il canale, e ovviamente insomma condividete, commentate, insomma facciamolo muovere un po' questo algoritmo. Detto questo, l'ultima live ci sarà la prossima settimana, il 21, che sarà sempre un martedì. Si parlerà di altro, però di una guerra che comunque avrà a che fare in realtà con il nostro risorgimento per vie traverse, e quindi vi dico subito, non è la guerra di Crimea, ve lo dico subito, però insomma avrà a che fare comunque con gli stati preunitari e la loro unione, e sarà l'ultima live della stagione, perché poi, come di consueto, io ad agosto stacco e ci rivediamo poi a settembre, si spera, con nuove live e nuove mirabolanti avventure. Detto questo, io ringrazio ancora te Alessandro, ringrazio ancora voi e ci vediamo a una prossima, o meglio l'ultima live della stagione, ancora qui su Paresia. Ciao a tutti, grazie Alessandro. Grazie.